amici del Calcio Napoli Italia, vi invitiamo ad alzare al campo la scritta Puri Banchi che trovate dentro Rai News per partecipare alla coreografia. Due partite fotocopia per aprire una serie che ora vede la Reyer spalle al muro, sotto 2-0, ma con un match da vincere stasera in un Taliercio bollente e ovviamente sold out. Appassionati del grande basket di DAZN, un saluto da Andrea Solaini e da Simone Pianigiani e benvenuti appunto in Laguna, dove per la Reyer non c'è domani nella partita di oggi. È un brutto gioco di parole, ma ci sta viste le circostanze. In 48 ore servono 2 vittorie la squadra di Spahia, che altrimenti partirà per le vacanze e lascerà via libera alla Virtus verso la finale scudetto. Le prime 2 gare ho detto fotocopia, coach, perché primo tempo tutto bolognese, più 20 in gara 1, più 22 in gara 2, questo è il massimo vantaggio, e poi nel secondo tempo rientro Reyer, gran finale, addirittura supplementare e ultimo possesso. Sì, 2 volte nelle 2 partite che di fatto Venezia aveva anche il possesso per vincere, però oggi è una gara diversa, come hai detto tu, non soltanto perché Venezia gioca in casa e quindi tutti si aspettano magari una maggiore energia, non un impatto partita così, non voglio dire negativo, ma insomma così a rincorrere. Più pronti, però è anche vero, come hai detto tu, e questa è la cosa psicologica, che mentre a Bologna Venezia poteva andare con la leggerezza e dire proviamo a vincere anche sul meno 20, proviamo a fare un colpo qui, oggi non c'è proviamo, oggi deve vincere altrimenti, ed è una condizione psicologica diversa che porta anche una tensione diversa, quindi sicuramente sarà meno leggera. Bologna, anche lei nonostante il 2-0 sa che non è in un buon momento di condizione fisica, l'hanno dimostrato questi recuperi, molti giocatori acciaccati, anche un'età nelle sue stelle abbastanza avanzata, diciamo così, che hanno dovuto fare gli straordinari.
e quindi giocando ogni 48 ore, sai, perdere significa stare ancora fuori casa altri 2 giorni, giocare una gara 4 che in quel caso non sarebbe certo più facile di oggi, e con l'idea, come ha già speso tutte le energie nei quarti, di una gara 5 che poi non si sa mai, per cui anche Bologna con l'idea di voler chiudere oggi perché poi prepararsi e aspettare la finale e recuperare un po' di energie. Naturalmente l'altra serie che è sullo stesso risultato, cioè la squadra col fattore campo, l'Olimpia avanti 2-0 sulla Germani, domani gara 3, quindi considerazioni che in questo momento credo non si facciano, ma è logico che nella macro situazione attuale della Virtus l'idea di avere poi magari fino al 6 giugno giorni per far riposare il Marco Bellinelli, per fare solo un nome di quelli sani che stanno super performando adesso, sarebbe un bel colpo. Assolutamente, credo che ne siano tutti convinti e consapevoli, per cui secondo me la Virtus oggi produrrà il massimo sforzo, hanno la consapevolezza, è una squadra che è esperta, che non ha nessun problema di interpretare la partita, di capire, però hanno mostrato che veramente stanno raschiando le ultime energie del barile, e effettivamente hanno iniziato questi playoff con quell'epidemia di influenza, Lundberg fuori, tante cose. Vediamo se oggi riuscirà a trovare qualche soluzione in più Bologna alle uscite di Bellinelli o all'isolamento di Schengelia, perché gli manca, no, la terza fonte di creazione che è Lundberg, e ha dimostrato in quel finale, nell'ultimo. Venezia, ecco, questo sì può ripartire da lì, Venezia, da quei quintetti piccoli, da quei cambi che hanno un po' nell'ultimo quarto, dal ritmo anche di sì, ma anche proprio un po' fermato la fluidità dell'attacco di Bologna, e invece quel quintetto dava a Venezia ritmo in attacco, come dicevi tu, quindi questo è un tema interessante. Lundberg non recupera, out ancora quel ginocchio, non è a posto, e allora ci sarà Toko Schengelia, però, che in gara 2 ha avuto una serata molto complicata, problemi di falli, ha litigato un po' con tutti e poi alla fine ha litigato anche col canestro. 5 punti in 15 minuti, soprattutto il georgiano che sta in campo 15 minuti è un ulteriore problema. La Virtus ha fatto un colpo, secondo me, a portare a casa quella gara 2 per come si era messa, non che la prima, vinta dopo un supplementare, sia andata in modo molto diverso, però la seconda è stata veramente estremamente difficoltosa. Hai ragione, Andrea, perché il flusso, il flow della partita in quel momento era, cioè, in gara 1 ha avuto una chance Venezia, è arrivata lì nel momento giusto, doveva cogliere l'attimo, poteva avere la possibilità di cogliere l'attimo. Invece gara 2 il flusso degli ultimi minuti era nelle mani di Venezia, e Bologna aveva questi problemi che hai sottolineato tu. Fuori Schengelia l'unica fonte di gioco erano ancora le uscite di Beli, dopo che era stata diciamo l'opzione che aveva dato la vittoria in gara 1 e il vantaggio in gara 2, però aveva trovato le contromisure Venezia in quel momento, e quindi Bologna poi ha arrancato e è riuscita, meno male, con la personalità, il cuore e l'esperienza di Daniel Hackett, a trovare un paio di falli, un paio di situazioni fino all'ultima penetrazione di Cordinier, oltre alla giocata difensiva, ma ha trovato dei canestri estemporanei, proprio mentre invece Venezia trovava dei buoni tiri e quindi li metteva fortemente in difficoltà. Oggi Bologna dovrà trovare qualcosina in più, e vediamo se quell'assetto, anche se invece Tucker sarà di nuovo un fattore in casa, troverà quell'energia, Parks invece quello che secondo me sarà il giocatore chiave.
La temperatura altissima al Taliercio, i 4.000 che proveranno a spingere gli Oro Granata in questa partita. Neves Pacchia multato dalla Lega Basket per aver saltato la conferenza stampa post gara, dove evidentemente secondo me l'ha saltata perché non voleva andare a dire cose sconvenienti in quanto era arrabbiatissimo. Detto questo, la sanzione è stata tramutata poi in Coach, gara 1 e gara 2 e andiamo a sentire Luca Banchi. Forti. Oggi chiaramente si gioca in un ambiente più ostile rispetto alle prime due partite. Cosa vi siete detti per approcciarla dal modo migliore dal punto di vista mentale? Siamo dentro la serie e godiamo del privilegio di avere 2 partite di vantaggio, ma sappiamo le difficoltà che questa sfida nasconde, quindi siamo alla ricerca della nostra condizione migliore e la capacità di spalmare il nostro sforzo e la qualità della nostra pallacanestro per un tempo più ampio possibile. Molto chiaro, molto tranquillo Luca Banchi. Del resto quello che c'era da fare l'ha fatto. Quando arrivi lì a un'ora dalla partita, correggimi se sbaglio, ma non c'è molto da fare, Zaltro. No, adesso i protagonisti sono i giocatori, ma lui ha anche, credo, la tranquillità del fatto di un lavoro di un anno dove sa che i giocatori tra loro sono connessi, si vede che non c'è nessun problema se non quella fisicità. Questo è il quintetto iniziale scelto proprio da Luca Banchi. Hackett, Cordinier, Abbas, Shengelia e Ante Zizic nella posizione di centro. Andiamo a sentire dall'altra parte il suo collega croato Neven Pacchia. Nella serie con Reggio Emilia, nelle 2 elimination game, avete trovato le vostre migliori prestazioni. Oggi siete ancora a spalle al muro dopo aver fatto 2 ottime prove a Bologna. Cosa vi è mancato che oggi sperate di trovare? Non lo so, penso che tutte le 2 partite in Bologna non abbiamo cominciato bene. Vincere contro Bologna e essere giù più di 20 punti veramente non è facile. Abbiamo avuto possibilità, però come può essere che Luca pensa come keep leading, io devo pensare come non andare così giù. Dunque squadra è preparata, vogliamo giocare insieme qua con i nostri tifosi, provare a vincere questa terza partita. E anche le parole del coach della Reyer, diciamo di trasferimento a quello che sta per arrivare. La palla a 2, Marco Spissu insieme a Ray John Tucker, una delle grandi stelle attese di questa serie, che nelle prime 2 partite alla Segafredo Arena ha un po' pagato lo scotto di attaccare contro una difesa di Eurolega concentrata su di lui. Wilcher, Heidegger e Tessitori completano il quintetto. Anche il canadese sarà importante, giochi una partita vera dopo i 2 punti in 2 partite. Sì, ha bisogno di tutti gli esterni. D'altra parte Venezia, se vuol battere Bologna, ha bisogno di trovare punti da subito e non solo dei momenti di parziale. È interessante come abbia cambiato ancora lo starting 5. Oggi è molto più piccolo, diciamo così, negli esterni. È partito con Casarin in quintetto, poi è partito con Parks in quintetto tra gli esterni, e oggi hanno 3, mi sembra di aver visto 3 portatori di palla. Una delle chiavi per loro sarà sicuramente in un modo o in un altro avere quel ritmo che dicevi tu, ma anche mettere in difficoltà dal punto di vista difensivo i target di Bologna, cioè Bellinelli va attaccato in sostanza, perché lui finora ha fatto le partite per Bologna e si deve anche difendere ogni 48 ore, portare tutto il peso o gran parte del peso dell'attacco, ma anche difendere o spendere falli cambia. È cominciata gara 3, primo possesso nelle mani di Daniel Hackett e poi Cordinier che trova Shengelia dal lato debole, risale ancora Hackett, arriva Abbas che riceve anche lui, rimette nelle mani di Hackett con Tucker che manda spesso su Cordinier, che allora può attaccare, arriva al centro dell'area, alza la parabola, 2-0. Sì, e invece stavo finendo il ragionamento, Bologna parte con un quintetto diverso anche lei, senza Beli, più fisico, con Abbas, vuole mettere subito un'impronta secondo me difensiva sulla partita e avere magari un Bellinelli più fresco durante l'incontro, per giocarsela magari in un finale punto a punto. Dopo la gran prova di Tessitori, ovviamente la Reyer vorrà coinvolgerlo, come dimostra il primo possesso. Il fatto di avergli messo intorno tanti giocatori così è probabilmente per la ricerca di più spazio possibile
per l'ex centro della Virtus, che adesso deve aiutare. La palla però esce bene dalle mani di Cordinier e Zizic segna con il fallo. Eh sì, adesso il sistema, diciamo così, Virtus, così collaudato, certo non si spaventa dopo tutte le battaglie che hanno fatto in Eurolega a giocare fuori casa, e quindi va subito a prendere come vogliono 2 tiri ad alta percentuale da dentro l'area, uno addirittura con fallo. Poi hai ragione tu, perché Wiltshire che allarga il campo e 3 esterni che allargano molto, c'è sì spazio per Tessitori, ma è anche un quintetto dove anche Tucker può avere un po' più di corsie di penetrazione, diciamo così. Duello con Abbas, non semplice ovviamente per Rajon Tucker, a caccia di una partita delle sue, diciamo così, di quelle che lo hanno fatto conoscere e come al nostro campionato dal suo arrivo. I 2 punti in 32 minuti di gara 1 sono lì, ovviamente, che probabilmente non lo fanno dormire, è andato un po' meglio in gara 2, ma alla Reyer credo serva una partitona del Tucker. Adesso Spissu per Heidegger, che invece ha giocato molto bene soprattutto in gara 2, qui non prende neanche il ferro. La Virtus potrebbe anche attaccare subito. Hackett per Abbas, dentro bene da Zizic, e ottimo ancora il croato. 7-0 è ancora dentro l'area, mentre Bologna ha forzato Venezia, scusami, ha forzato quel tiro da fuori. Bologna è andata per 3 volte anche troppo facilmente vicino all'area. Credo che coach Spacchia pretenda almeno un fallo prima di tutto questo. Tessitori mette la Reyer in partita con una bella ricezione al centro dell'area, su cui deve fare anche un buon lavoro per andare a tirare contro Zizic. 7-2 Abbas che vorrebbe Hackett, pressione di Tucker che gli porta via la palla e naturalmente può accelerare, trova Wiltshire, uno dei suoi tiri lungo sul secondo ferro. Sì, però un buon tiro, questi sono tiri con cui Venezia può prendere non solo fiducia, coinvolgere il pubblico, ma anche fare dei mini break. Cordinier aspetta Schengelia, Wiltshire, c'è il cambio, Heidegger resta sul georgiano che adesso senza fretta ributta la palla fuori, poi riprende posizione in lunetta ancora contro Heidegger, alla fine va con un tiro in allontanamento. Qui ha perso un po' troppo tempo la Virtus, soprattutto Schengelia ha un po' sottovalutato il momento contro Heidegger. Qui invece il fallo lo subisce Rajon Tucker. Sì, di là troppo tempo speso e attacco che si è fermato per leggere il mismatch. Poi però adesso questa è la solita Virtus, se vedi che un giocatore può prendere un tiro in campo aperto, già hanno preso prima la tripla in mezza transizione, qui soprattutto se non c'è il bonus sono falli sicuri. Spissu contro Hackett che gli tocca la palla salendo, alla fine c'è il fallo. Spissu dice sono 2 liberi, stavo tirando. La segnalazione degli arbitri però è sul passaggio nell'ultimo momento. Sì, questa è la chiamata dell'arbitro, perché la sensazione, almeno quella dell'arbitro, è che Daniel Hackett abbia toccato il pallone nel momento in maniera legale mentre lui saliva, e allora a quel punto Spissu ha provato a passare, lì c'è stato il fallo vero poi di Hackett, per questo hanno detto sul passaggio, però insomma mi sembra che grossi problemi non ne abbia avuto Tessitori. Presente e importante anche per Venezia dei tiri diciamo ad altissima percentuale da sotto, è un buon segnale. 29 su 14 in gara 1 per Tessitori, che parte forte in questa gara 3. Schengelia rischia i passi e anzi direi proprio lì commette un paio di possessi non brillanti di Toko Schengelia, che sta cercando la pace mentale in campo, mi viene da dire. Sì, è vero, in questi playoff che ha iniziato diciamo fuori, non era in roster e tutto quanto, non ha ancora trovato la migliore condizione. Heidegger attacca, scarica, Tucker col palleggio, resta il tiro da 3 un po' lungo, la palla supera Cordinier ma c'è Hackett a raccoglierla, attende Zizic che porta un blocco. Hackett adesso lo usa, va a attaccare, trova Abbas che è il terzo uomo e si alza per una tripla, rimbalzo Schengelia contro Wiltshire, poi taglio di Abbas che si protegge contro Tessitori. 9-4. Ma ormai lo diciamo sempre, no? Questi extra possessi o tiri in transizione nei playoff fanno tutta la differenza del mondo, e questo è l'ennesima dimostrazione. È un po' anche la coperta corta del giocare col quintetto tra virgolette piccolo, mentre Tucker con un primo vero bel movimento di forza si incunea nel cuore della difesa della Virtus e fa -3. Hackett che adesso gioca con Zizic andando dall'altra parte via Schengelia contro Wiltshire, ancora Zizic,
sale Cordinier, Heidegger molti centimetri in meno, Cordinier attacca e dà una grande palla. Buon fallo di Tessitori che toglie i 2 punti a Zizic, 2 liberi e sangue per Tessitori. Sì, ha ricevuto sicuramente il colpo mentre stava andando a provare a stoppare. Pazienza di Bologna che ha mosso bene la palla, è andata oltre con continuità a 2 accessi negati e 2 end-off anche negati da parte di Venezia, quindi è una squadra che sta lavorando bene in questo momento, però Venezia sta producendo sforzo, ha intasato 2 o 3 volte l'area nella maniera giusta e sono state infatti le 2 non buone decisioni di Schengelia. Abbas si è preso un buon tiro, ma ecco, questo è importante per Bologna, che vengano segnati anche qualcuno di quei tiri a 3 punti, perché Venezia sta provando sempre di più a collassare l'area, vedendo che Bologna sta segnando solo lì e quindi si chiuderà sempre di più. Si abbassa il quintetto di Spachia, dentro Amer Sims al posto di Tessitori, che avete visto sta ricevendo le cure dal medico della Reyer. Qui Polonara e Bruno Mascolo con Dunston sullo sfondo che osservano la situazione. Una buona partenza per la Virtus, 11-6, ma naturalmente lunghissima, e poi c'è sempre il fattore Taliercio. La Virtus deve giocare davvero da squadra esperta per tenere fuori dalla partita più possibile il pubblico, mentre qui la tripla di Spissu sul ferro, la tocca Abbas, Cordinier conduce e rifornisce di nuovo Abbas, poi Schengelia dentro Zizic, prende posizione, riceve la palla e per Tucker non c'è nulla da fare. Qui su questo cambio è troppo facile, l'aiuto sul lato debole eventuale era di Spissu, quindi un altro giocatore comunque piccolo. Adesso è chiaro che ha un po' meno taglia con i 3 piccolini e i 2 finti centri, cioè i 2 numeri 4, Venezia e Bologna. Resta con Zizic e quindi Schengelia ha tanta taglia in più. 13-6, non fortunato spesso Wilcher, va a cercare la palla di Schengelia, trova il braccio secondo gli arbitri, 2 tiri liberi in arrivo, 9 punti di Zizic per cominciare la partita. Lo ha messo in quintetto chiaramente per cavalcarlo e lo ha cavalcato. Sì, ma è chiaro che Venezia sa che se la deve giocare con questo quintetto avendo più ritmo, e deve paradossalmente dovrebbe essere: tu stai segnando a 2, io segno a 3, nel senso che può avere 5 giocatori che possono segnare a 3 punti in campo in questo momento e avere il ritmo, o andare in penetrazioni molto facili. Spissu è andato al ferro ma gli è uscita e adesso sta pagando di più la stazza di Bologna. Qui è una sfida a chi mette in difficoltà gli altri di più, con 2 assetti completamente diversi. 2 su 2 di Toko Schengelia, che continua il percorso netto della Virtus, 5 su 5 liberi in questo buon avvio. 15-6, arriva il primo time out da parte di Spachia, in una situazione, certo non la partenza più brillante, ma la partita è ancora lunghissima. Sì. Not just a regular civilian, I rock with a squad, I'm a champion. La nuova app LBA visualizza stories, reels, tutti i contenuti esclusivi nei nuovi format pensati per i tifosi, e poi ci si può registrare e accedere alla sezione My Team per continuare a seguire poi tutti i live, trovate le statistiche. Insomma, se amate questo gioco e seguite il basket italiano, direi che non potete far altro che andare sui principali store e scaricarla sui vostri dispositivi. Questo è l'MVP di questa prima parte di gara, naturalmente Ante Zizic con 9 punti per cominciare la partita. Per adesso, diciamo, la Virtus è davanti nella sfida tra gli assetti, con la Reyer che cerca un po' di ritmo, un po' di attacco adesso, e trova una buona tripla che Heidegger manda a bersaglio. È esattamente questo
che Venezia vuol fare con questa tipologia di quintetto. Adesso un pop, uno short roll di un giocatore come Sims e poi ribaltare il lato perché si allarga tantissimo, ma Bologna continua ad andare dove c'è vantaggio, che lì c'è un vantaggio vero. E queste cose Ante Zizic è sempre stato molto bravo a farle, soprattutto giocatore, chiedo proprio un parere, che se lasci fare molto pulito è un professore. Se riesci a spingerlo, fargli sentire un po' la parte fisica, perde tanto secondo me. Verissimo, non solo la parte fisica ma anche momenti di difficoltà di lettura, cioè traffico in area, vado, non vado, aiuti, mani vicine, a questi Farlo momenti sì, perché poi ha un baricentro piuttosto alto, un palleggio piuttosto alto, ma se ha letture chiare ed è 1 contro 1 con mismatch, allora sì. Qui già c'era un po' più di intasamento e di traffico perché Schengelia gli taglia troppo vicino e succede questo. 17-9 e Spissu prova a accendersi con un'altra tripla che va cortissima. Cordinier riceve il pallone da Basse e si affida tranquillamente ad Hackett. Ovviamente se non c'è una soluzione immediata la Virtus gioca come col cronometro per lasciare la Reyer in difesa ad aspettare, e fondamentale naturalmente per Bologna non perdere il pallone. Qui mette in post basso Hackett contro Spissu, bella palla fuori, Schengelia mano da 3 punti, 20-9. È quello che dicevamo, Bologna sta trovando l'alternativa portando tutti in post basso perché hanno tanti gap e Daniel Hackett è un altro giocatore di post basso e un altro passatore. Poi però c'è che Schengelia comunque questo tiro l'ha messo, Venezia ne ha sbagliati troppi da 3 punti che avevano comunque un margine e magari più facile di questo tiro in allontanamento di Sims. Per davvero canestro da 2 punti, finora 1 su 7 dall'arco per la Reyer, 1 su 6 invece per Schengelia per quanto riguarda i suoi playoff che dall'arco non sono stati brillanti. Invece in stagione anche in Eurolega ha avuto e come situazioni di grandi percentuali. Zizic sta dominando e ancora una volta contro Sims si prende il suo tempo e avrà anche il libero. È troppo facile per lui, nel senso che vedi con quanti palleggi porta fino quasi allo smile il suo difensore. Poi da lì per lui è chiaro che ha alle mani il tocco soffice per finire e poi magari se un contatto arriva tardi c'è anche il 2+1. Quindi per adesso ha veramente pagato questa scelta di cercare lui, però quello che è bello di Bologna è che decidono una cosa sul prima partita e tutti sono settati lì e se deve andare 5 volte la palla lì ci va. Di là è stato attaccato poco Zizic nella sua mobilità di piedi perché giocatori finti lunghi come quelli di Venezia forse dovrebbero coinvolgerlo anche in sì, e qui un altro extra possesso per Bologna, forse coinvolgerlo, no? Anche in 2 pick and roll dentro lo stesso possesso per fargli muovere i piedi e il sederone può essere utile. Sì, potrebbe essere utile. Adesso c'è un'altra palla in attacco e c'è Marco Bellinelli che debutta in questa gara 3, anche Paiola sul parquet. Eccolo Bellinelli per Cordinier che guarda il ferro, Casarin puntato, arriva il contatto falloso, 2 liberi per Isaia Cordinier. Bellinelli nelle 2 partite di questa serie di semifinale 20 di media, cioè 40 punti tondi, 11 su 15 da 3. Ma poi anche più tutto il resto, tutti gli spazi che ha creato per gli altri, tra assist suoi o assist non suoi, ma che perché 2 giocatori finivano su di lui se ne liberava un altro. E poi i canestri quelli pesanti, pensiamo al supplementare di gara 1. Adesso bene, vedi che anche qui la Virtus, no? Casarin ha cercato di coprire il passaggio dentro su Zizic, cambiando proprio la sua postura per coprire quel passaggio e si è esposto alla penetrazione di Cordinier, per cui sai, se andare lì, ma se ti forza per non far ricevere la palla ai lunghi a spostare un assetto e poi riprendi una penetrazione. Sì. Perdi efficacia per cercare di coprire quella coperta corta di cui stiamo parlando. Adesso la palla ce l'ha De Nicolao contro Paiola, l'uscita con Polonara che si allaccia a Parks, il fallo credo sia suo, ma non ci sono grandi problemi visto che è solo il terzo di squadra credo per la Virtus. 1:52 da giocare, torna Tucker per Heidegger.
Sì, Venezia ha bisogno di trovare qualche canestro a 3 punti. Bologna lo sa che può fare un parziale, Venezia, quindi questo tarlo ormai gliel'ha già messo nelle prime 2 partite, però oggi magari è importante che le faccia prima possibile per, come dicevamo, coinvolgere anche in un'atmosfera tutti i suoi 4.000 del Taliercio, che infatti esplodono alla bomba di Amer Sims, che fa -10. E naturalmente poi il solito discorso, la pallacanestro è uno sport su 28 metri, se fai canestro, in particolare a 3 punti, poi difendi in un'altra maniera, come dire, il possesso successivo hai un'altra energia, mentre Zizic manda fuori il pallone per una tripla comoda per Achille Polonara, che non sbaglia. E adesso vanno a flottare di più su Zizic, c'è un tiro aperto e Bologna in questo momento è chirurgica, non sta sbagliando niente, come dicono i 27 punti segnati in meno di 9 minuti fuori casa. 2 su 9 da 3 per Polonara nei playoff, però questo tiro è molto importante, esattamente quello che stavo dicendo, l'energia che ti porti dalla tripla di là e ti viene cancellata da questa tripla, perché poi è un tiro, come hai detto, scelto dalla difesa. Sì, è chiaro che però sono chiave, perché come hai detto tu, sia quello di Shengelia prima che questo di Polonara dopo un flottaggio per cambiare qualcosa di Bologna che segnava sempre da sotto, fa sempre canestro da 3. Era con 2 giocatori che non hanno tirato proprio col 50%, mentre invece la percentuale di Venezia adesso comincia a 3 punti a essere estremamente penalizzante. Sì, 2 su 9 in questo momento, con Cordinier che spazza via tutti, prende il rimbalzo e segna. Adesso è cresciuta anche emotivamente la differenza in campo, 29-14, con la palla dentro per Parks, che vorrebbe fronteggiare e fronteggia contro Polonara, che è un po' distante. Parks è bravo a prendersi l'arresto e tiro. L'avevo detto in prepartita, Parks aveva mostrato anche in gara 2 che è il giocatore che può far svoltare come energia, come soluzioni di questo tipo, da 4, da 3, prendere rimbalzi, dare extra possessi, ha bisogno di lui Venezia. Cordinier per Bellinelli, su di lui Parks, dentro da Dunston, arriva Lendorf che non c'è perché Paiola è marcato, Bellinelli la prende su un piede, difficile, secondo ferro, Parks, l'ultimo assalto della Reyer, 4 secondi, accelera Parks, arresto e tiro, neanche male, finisce a +13 la Segafredo dopo il primo quarto, 29 punti a tabellone, cavalcando uno Zizic letteralmente devastante in avvio di partita. Alla fine 13 per il croato, un paio di triple di Polonara e Shengelia per consolidare inizio in salita per l'Umana Reyer. Punti di margine, la Virtus parte molto forte in gara 3 per l'Umana Reyer, un inizio complicato con Bologna che è andata sistematicamente ad attivare Zizic, partito in quintetto, autore di 13 punti, quasi la metà dei punti bolognesi, e poi grande lucidità con una Reyer che ha avuto 2 su 10 da 3 punti, che sicuramente è un grande problema. Sì, questo deve cambiare, è uno dei punti di forza, specialmente con questo tipo di quintetto dello stile di gioco della Reyer, però deve anche accelerare ancora di più, perché se ha un quintetto più piccolo deve far pagare a Zizic la sua differente mobilità, e deve poter prendere falli, costringere Bologna a mandarli anche in lunetta, perché ha fatto 0 tiri liberi, sì. e questo è
non è una cosa su cui costruire la partita. Qui si avvicina alla fine, però ottiene solo un semigancio stramarcato Parks e non arriva il primo canestro del secondo quarto. E invece dall'altra parte c'è la Segafredo con Bellinelli che esce. Dunston sembrava libero, si sente trattenuto. Per gli arbitri però il contatto non è sufficiente per fischiare, si va di là. È un'altra di quelle situazioni in cui negano l'uscita a Bellinelli e c'era la possibilità di servire Dunston sotto canestro, reclamano un fallo che gli arbitri non hanno chiamato, però ecco, quella è un'altra situazione in cui la Virtus in automatico era andata a leggere il vantaggio. C'è un'altra statistica secondo me drammatica per la Reyer, guardando il primo quarto: 0 palle perse, che è quello che dicevi tu, cioè non hanno preso nessun rischio e non si può giocare una gara elimination game senza, come dire, dei rischi che portano magari anche un paio di palle perse. No, che deve essere esasperato visto che gli altri hanno fatto una scelta di avere il doppio della taglia. Sono stati un po' timidi proprio i ragazzi sì. della Reyer, ma come ti dicevo, sai, la cosa psicologica oggi è diversa perché devono vincere mentre gli altri giocavano per l'opportunità di portarne via uno. Dentro e fuori la tripla di Cordinier dopo una grande palla da parte di Paiola. De Nicolao affrontato da Bellinelli, prova a portare via 3 tiri liberi, ma il contatto arriva probabilmente prima della raccolta. E sì. Ci sono dei grandi professionisti, in Europa ne ho visti. Ma il primo a sfruttare questa regola fu veramente Mike James, che sapevano che andavano perché il campo aperto con le sue gambe non fermava nessuno e recuperava prima del contatto. Terzo tempo da 10 metri, da 15 metri. Casarin passa dietro la difesa, attenzione, tripla di tabella, -8 Reyer. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. Sì, ma il coraggio ha premiato la fortuna. Bologna ha fatto la scelta di lasciargli spazio per tirare, lui non ha esitato e poi è andata dentro con un po' di fortuna di tabella. Però ci vuole quello, perché poi questa è la partita che Venezia vuol fare. Intanto dopo 1 minuto e mezzo già sono a metà del bonus, no? Hanno speso 2 falli per fermare il contropiede, ma senti come già un'energia diversa dopo una tripla, 2 recuperi, un'aggressività, un non esitare, e secondo me De Nicolao è anche un altro che darà questo tipo di accelerazione, perché l'ha fatto più e più volte anche nei 1000 playoff che ha giocato nella sua carriera. Arriva Tucker, linea di fondo, 7-0 Reyer, time out per Luca Banchi. Esattamente questo che accende le tribune, e in un attimo sono solo 2 possessi tra le due squadre e l'equilibrio è sottilissimo. E il discorso che facevi prima sul tarlo che c'è nella testa della Reyer, che sa di Bologna, che sa che la Reyer è una squadra di parziali. Esatto, e poi se come iniziano le rotazioni Luca Banchi adesso, per lui era stato un buon affare, diciamo così, aver tenuto il vantaggio togliendo minuti importanti a Bellinelli, che può essere più fresco in un eventuale secondo tempo fuori casa. Però se adesso, come in questa situazione, Dobric si fa una dormita, o perlomeno una mancanza di comunicazione tra lui e Achille Polonara, che cambio non cambio, e ti fai prendere un reject con Tucker, sicuramente non sarà contentissimo. Conoscendo Luca Banchi, in questo time out 2 cosine le avrà volute risottolineare. Fermato ovviamente la partita e adesso rimanda in campo i suoi giocatori. Ne avrà senz'altro ricordato la delicatezza di ogni singolo possesso in una situazione del genere. Se ci fosse bisogno poi di ricordarlo a giocatori con l'esperienza, la stragrande maggioranza ovviamente di quelli con la maglia bianconera. Eccolo qui Onien Dobric che sta cercando di recuperare la condizione migliore dopo tanti problemi fisici. Palla che arriva, Bellinelli anticipato, Polonara, 2 blocchi per l'uscita di Paiola, e adesso però il vero bersaglio che è Bellinelli è cambiato, c'è De Nicolao, si lavora per l'uscita, Schengelli è da solo, lo vede Paiola. Cambi sull'uscita di Bellinelli e vanno automaticamente a leggere il mismatch. Grande passaggio, perché comunque c'era traffico e la pressione va tenuto Paiola lontano dal canestro. Siamo al fallo numero 3 intanto. Vedi che l'aggressività della Reyer può portare, c'è ancora un fallo e poi magari può giocare 5 o 6 minuti Bologna in cui non può spendere quei falli, altrimenti saranno sempre tiri liberi, quello che dicevamo alla fine del primo quarto. Casarin
finta e palla dentro, buona per Sims che si libera di Bellinelli. Qui una buona lettura della Reyer, -6. Sì, perché ora anche Venezia ha un quintetto più piccolo, perché Apollonara da 4, Schengelia da 5 e quindi c'è lo spazio per andare anche a finire dentro l'area. Canestro e fallo di Toko Schengelia che parte di mano destra, e questa difesa della Reyer poteva essere un pochino più corposa, diciamo così. Eccolo qui, De Nicolao ci prova da ultimo, poi Parks arriva, ma credo proprio che la palla sarebbe comunque entrata anche senza l'intervento. Sì, non sono fatti trovare pronti in quello che è un pick and roll inverso, no? Con un piccolo che blocca il lungo che sta giocando come una guardia in quel momento per provocare un cambio e poi avere un corpo piccolo da attaccare dentro l'area. Buona uscita e buoni possessi per la Virtus dopo il time out di Nicolao, di nuovo +9 e il gioco per Casarin che esce e va a bloccare per De Nicolao. Bellinelli su di lui, Parks, eccolo che lo attaccano, mano destra di De Nicolao, mani rapide per Bellinelli, la rimessa è della Reyer, ma Bellinelli dice guarda che gli ha picchiato sul fianco e chiede a Banchi di chiamare il challenge. Sì, però è chiaro adesso quello che dicevamo nel prepartita, la volontà di Venezia di attaccare Bellinelli, per cui l'uomo difeso da Bellinelli va a bloccare per provocare un cambio e poi che era Casarin in quel caso invece vogliono che difenda il playmaker perché De Nicolao lo può prendere in velocità. Rimessa segnata a Venezia. Da come schizza via la palla sembra proprio il ginocchio di De Nicolao, da qui non si vede benissimo, però sì, non c'è il senso della profondità, però effettivamente ne farei un po' una questione anche di fisica. Bellinelli con la mano va verso metà campo, la palla schizza proprio via perché se non batte nel ginocchio forse è proprio la mano di De Nicolao allora a sinistra che la spinge fuori, perché Bellinelli la butta verso il basso e verso forse qui campo. Questa non è male. È stranissimo perché con la gamba destra non sembra ritoccarla, però evidentemente è la sua mano destra che la spinge di là. E infatti cambia. Sì. Allora, io credo che mi sa che De Nicolao, giustamente non avendola toccata con la gamba, dice ma non l'ho toccata con la gamba. Però, secondo me, con la mano sì. Quindi sì, il senso della palla diceva questo. Adesso Spacchia dice però guarda che era fallo, dice all'arbitro, per cui è chiaro che lì è sempre una questione di millimetri e di dettagli. Davvero, e poi la chiamata arriva sempre con pochi decimi per decidere. Schengelia si ferma sotto il ferro, muove il perno e arriva la violazione di passi, perché l'importanza di Parks è che è anche un giocatore in grado poi su un cambio, essendo alto, di dare fastidio. No, ma questo quintetto qui con Parks, Sims hanno l'atletismo comunque per starci, per competere. Ecco, di là poi adesso un fallo è stato chiamato. Dobric porta in bonus Bologna. Qui andiamo a rivedere la palla ricevuta profonda contro Bellinelli proprio da Amir Sims, che sta giocando una buona partita, e adesso la palla dentro, invece linea di fondo di nuovo di Sims, è uno step scarico. Casarin deciso, ha già segnato da lì di tabella, a rimbalzo la fa saltare, alla fine la recupera Jordan Parks, attacca Tucker che lo premia col pallone del -7. Però l'extra possesso ancora una volta importante, ma come dicevamo De Nicolao sta cambiando il ritmo anche dall'extra possesso, non ha esitato, è andato a 100 all'ora, ha messo il ritmo Tucker e da lì lo scarico. Poi se di qua segna anche dopo, cioè sono 3 tiri da 3 punti che non è automatico che Bologna segni. È l'ex giocatore della Stella Rossa, abituato a certamente climi calienti, basti pensare al derby di Belgrado. Diciamo non nel suo momento migliore, con personalità a prenderci questo tiro, perché la difesa è passata non dietro, è passata a 5 metri di distanza.
è un buon tiro per un giocatore così, però mentalmente poi segnarlo è un altro discorso. No, però è anche una scelta che Venezia è giusto che se deve rischiare, cioè non può concedere quello che ha concesso sotto canestro all'inizio, esatto. no? Se deve rischiare questi tipi di tiri qua, però adesso Bologna in equilibrio ne ha segnati uno con Schengelia, uno con Polonara, uno con Dobric, che insomma, non è appunto automatico che vadano, però la personalità di questi giocatori qua, a prescindere dal momento, sta pesando, come hai più che giustamente sottolineato tu. Dobric che nei playoff ha giocato poco, questa è la sua quarta partita e anche a livello di minuti eravamo a 22 prima di stasera, era 1 su 1 da 3 punti. Nel campionato italiano ha tirato 8 su 33, il 24%, molto meglio in Eurolega dove invece ha sfiorato il 41, 20 su 49. In generale giocatore magari non certamente un tiratore di quelli da ricolare, però solido, nel senso piazzato solido e sugli scarichi. ma sai, tu a volte giochi non tanto su quello quanto sul fatto che non è molto dentro la serie, non gioca moltissimi minuti, non è in grande come dire, momento di straordinaria fiducia, sono tutte cose che pesano, no? In un playoff fuori casa. Intanto, come dicevamo, con questo quintetto, con questo ritmo, adesso la produttività di Venezia è una produttività vera. E tiene la squadra di Spahia a -8, la partita è lunghissima e gli Orogranata hanno anche tutto il secondo tempo per, come dire, continuare a martellare una squadra che abbiamo detto non essere nel momento più brillante dal punto di vista fisico. Qui Polonara non va su subito, gli portano via il pallone, accelera Tucker, ottimo Paiola che resiste e costringe alla virata senza commettere fallo. De Nicolao da 3, importante il rimbalzo di Polonara e il lancio lungo di Paiola che ha visto Bellinelli in fuga, una sorta di pallone di nuovo di ritorno nelle mani di Paiola e alla fine si gioca a difesa schierata. Vediamo se arriva il primo tiro di Bellinelli da 3 punti. Bene ancora De Nicolao, Schengelia isolato contro Tucker che spende il fallo. Sì, qui era talmente evidente il vantaggio che la palla non poteva che andare lì e Tucker giustamente evita problemi visto che non c'è il rischio bonus. Qui il pick and roll di poco fa con la palla per Sims, De Nicolao che deve andare a prendere un po' di riposo in panchina. Gli applausi del Taliercio per il capitano e il ritorno di Marco Spissu a 4:46 dall'intervallo con la Reyer sotto di 8 e in difesa. Dobric, prima uscita, la seconda di Bellinelli è un filo più pericolosa, forse sono 2 per un piede sulla linea. Sì, una volta che il cambio non c'è e lui ha quello spazio, diciamo che... E mette giù il sinistro, perché poi quest'anno ci ha fatto vedere tutte quelle soluzioni in cui fa sinistro-destro, ma poi non come l'Antonello Riva di una volta saltava 1 metro dritto, va a tirare 3 metri più in là a destra. Sì, ma lui ha il vantaggio che un bel aiuto di Paiola. Paiola è un professore, mette il suo corpo dovunque. Cioè difensivamente, diciamo così, è il Melli delle guardie. Mette il suo corpo ovunque, ne pagherà le conseguenze probabilmente fra una ventina d'anni, però adesso è veramente straordinario ed encomiabile da un certo punto di vista. Qui ancora però la Virtus con grande facilità a innescare Schengelia. Poi sui cambi vanno a leggere lì e lì contro Tucker non può spendere un altro fallo, altrimenti la sua partita va pericolosamente, rischia di finire troppo presto e quindi ci sono 2 punti facili. No, quello che dicevamo, come di qua finisce stavolta a terra Paiola che deve aiutare per tutti, dicevo no, la capacità di Bellinelli, il problema è che quando appoggia col piede sinistro a terra ha già tirato, cioè lui appoggia e la palla nelle sue mani ci sta 1/10 di secondo, quindi non ha bisogno di saltare 2 metri per quello. Polonara si alza da 8 metri con finta di passaggio, la difesa che lo lascia lì perché dice è anche lontano, non stava neanche pensando a tirare. Non il ritmo, solo e lui ti mette questi 3 punti pesantissimi. 44-31, mette il corpo questa volta a Schengelia e subisce un bel colpo, anche se il fallo ovviamente è suo, su un Parks molto aggressivo. Passa le braccia leggermente il georgiano che sta giocando una gran partita da 12 punti in 13 minuti, 4 su 5 dal campo, 3 su 3 ai liberi e anche un paio di assist.
Sì, e Parks ancora una volta continuo a pensare che sia veramente l'uomo chiave di Venezia, che è l'unico che può prendere tante di queste iniziative e andare contro la fisicità di Hackett, fargli spendere un fallo e guadagnarsi anche 2 tiri liberi. Di là Bologna, sì, Zizic, Schengelia, ogni volta c'è un mismatch e loro stanno punendo dentro l'area, quello sta facendo la differenza e sta dando un vantaggio in doppia cifra alla Segafredo. 4 su 7 dall'arco per la squadra di Banchi, come vi diceva coach Pianigiani, con 4 triple di fatto che non si possono certamente definire jolly, ma da parte di giocatori che la Reyer, come dire, abbiamo detto, ha fatto magari delle scelte. Quindi 2 gran triple di Polonara, quella di Dobric. Sai, sono quei tiri che poi e dopo rilasciano ancora più spazi a Schengelia, perché certo, non ha più fiducia, l'avesse sbagliate sarebbe ancora più intasata e probabilmente meno spazi per i vari lunghi della Virtus per finire dentro l'area. Polonara per Bellinelli, ma ringhia ancora Tucker, bel consegnato Dobric che cerca di finire con la sua classica soluzione rovesciata, spende un fallo Tessitori rientrato. La quarta tripla era naturalmente di Schengelia per il 4 su 7 Virtus. Qui ancora tutto in movimento. Sì, e questa è la cosa che poi Dobric fa meglio, con pochi palleggi ma movimento, e Zavala a prendere questo end-off, attaccare l'area, ha tutti i mezzi atletici per finire. Una Bologna, come dicevamo, che ha proposto con molta più consistenza tutti questi giochi a spallacanestro che anche adesso erano fonte di gioco, ha cambiato rispetto alle tantissime uscite per Belli la prima partita. Una Venezia probabilmente si aspettava di lavorare molto su quello, e poi questa è la situazione anche psicologica che non ti puoi permettere se sei Venezia, perché questo è veramente un colpo sulla fiducia incredibile. Cioè. Tucker cerca di togliere un punto agli avversari con uno schiaffetto peraltro anche legale, una buona idea. Il problema è che poi però non recupera la palla, arriva Polonara, ne fa 2. Wilcher risponde con la tripla. C'è il fallo di Bellinelli che manda Kyle Wilcher in lunetta con 3 liberi. Attenzione, ma non credo, credo che sia un fallo tecnico dopo il tiro, perché secondo me ha detto qualcosa come se avesse disturbato anche con la voce o qualcosa, perché sì. Infatti vedi, sì, ho sentito che lo speaker diceva fallo tecnico. Onestamente lì nell'angolo si è visto un mezzo close out, chissà cosa è successo. No, perché ho visto subito l'arbitro tecnico ha fischiato dopo, perché secondo me è questo, perché Beri non ho avuto la sensazione che fosse andato a contatto con il giocatore, lo ha evitato. Tra l'altro lui è molto bravo in questo, di solito come tutti i grandi tiratori sa che non rischia, come fanno spesso su di lui, di invadere il cilindro, ma deve aver usato la voce per disturbare dicendo qualcosa, e l'arbitro era lì a 1 metro nonostante il rumore del tagliercio, hai capito. Qui intanto Deraglia Zizic apre il contropiede per Spissu che vede in area bassa, aspetta bene, un rimorchio che è Tessitori. Dobric non riesce a togliersi, molto abile Tessitori che avrà anche il libero. Qui sono direi 5 punti di Tessitori, perché qui bravissimo a togliere la sedia, a far perdere l'equilibrio, quindi lui ormai ne fa una partita di questa, i suoi avversari lo sanno, ma la fa talmente bene evidentemente perché continuano a cascarci, e quindi è un recupero tutto suo che poi corre dal rimorchio e finisce con fallo. Si gioca il secondo time out, Luca Banchi, in un secondo momento diciamo di brillantezza della Reyer, che va tenuta naturalmente sotto controllo. Questo è il piano partita. Adesso un attimo di ossigeno, 2 indicazioni sulle prossime 2 chiamate in attacco, e ricordare probabilmente che in difesa bisogna essere particolarmente attenti proprio per i motivi citati prima. Sì, ma è chiaro che vuole proprio anche ricalmare, star lì, perché questa è stata una Virtus in totale equilibrio, in totale controllo nel senso dell'esecuzione del piano partita, quindi tenere all'intervallo questa doppia cifra di vantaggio è molto molto importante, perché altrimenti vai sotto e sei a 3 possessi pieni, che è una squadra come Venezia, anche se non cambia nulla, ma di questi tiri a 3 punti 3 in più ne poteva sinceramente aver messi, perché le ha nelle corde dei suoi giocatori. 3 su 14 adesso la percentuale. Poi soprattutto nel caso la Reyer potrebbe sempre
appellarsi, aggrapparsi al fatto di dire beh, ok, siamo ancora sotto, però solo 9 e avete visto cosa abbiamo fatto le altre 2 volte? No, e di questi onestamente 3 su 14 è veramente troppo poco per le qualità dei giocatori che hanno, e quindi quelli li fa sentire sicuramente in fiducia. Può darsi anche ci sia un discorso di scioltezza maggiore, la pressione dell'elimination game comunque pesa. Tessitori lungo dalla lunetta lascia 11 punti di margine alla Virtus, ultimi 2 minuti del primo tempo. Cordinier aspetta Zizic, molto vicino Tessitori, arriva che bel taglio di Abbas davanti a Tucker, poi lo fa saltare, cerca di usare il tabellone, arriva Polonara ancora preziosissimo e subisce direi anche un fallo. Sì, ma non c'è bonus, quindi però un altro possesso Virtus che è importante nell'ottica di finire tenendo questo vantaggio, come dicevamo prima. Polonara ha avuto un impatto immediato con quella tripla e poi continua a lavorare con successo sotto i tabelloni, 2 rimbalzi in attacco, 2 in difesa già per lui, con Wiltshire che invece in questa serie fa proprio fatica fino adesso. Cordinier, bella giocata, e Zizic in questo caso non può arrivare nessuno. E torna l'esecuzione, la pazienza e il controllo di Bologna che sfiora i 50 a 1 minuto e mezzo fuori casa in una semifinale scudetto. Troppo per Venezia, che non può permettersi questi tipi di punteggio da parte dei suoi avversari. Qui bravo Tessitori a arrestarsi e a mandare a vuoto il tentativo di Zizic, ancora meno 11. Sono 15 in 11 minuti con 6 su 6 dal campo per Ante Zizic in questo suo fantastico primo tempo. Tessitori però è già a quota 8 anche lui. Ancora Cordinier, ancora a giocare a 2 col croato, stavolta trova Hackett che si rispazia, consegnato. Tessitori in ritardo, si alza Hackett, nessuno taglia fuori Zizic, lo stoppa Tucker da dietro e poi viene alimentato da Wiltshire. Si ferma Tucker un po' esitante, alla fine si palleggia su un ginocchio, palla persa. Sì, nervoso Tucker perché sa che la squadra ha bisogno di lui e in queste situazioni di campo aperto non può perdere un pallone non provocato, provocato. Anche perché Zizic, che ha fatto questo primo tempo così, ma ha mostrato poi anche quelli che sono ogni tanto i suoi limiti, e perché cioè una non difesa su Tessitori troppo facile e ora un po' soft su quel rimbalzo in attacco che voleva andare in un tap-in morbido invece che prenderla con violenza, e visto che non c'erano stazze simili alla sua là dentro in quel momento, convertire. Qui Abbas si alza, arriva Tucker ad anticipare Daniel Hackett. Attenzione, un problema al cronometro che forse si è fermato e gli arbitri se ne sono accorti, dunque vanno a sistemare un paio di secondi. Tucker dà un pugno alla palla e probabilmente bisogna cambiarla. È anche vero che è difficile in quelle situazioni, perché quello che dicevi su di lui che ha bisogno di accendersi, però rispetto al primo tempo qualcun altro della Reyer si è un po' scrollato di dosso, grazie anche all'esempio di Nicolau. Lui continua a pensare, secondo me dovrebbe prendere e andare dentro e sfondare 2 volte buttando giù tutti al limite. Hai ragione, condivido, perché la lettura secondo me è esattamente questa. Lui sta continuando a pensarci ed è una cosa che non ti puoi permettere in una semifinale, cioè devi fare la tua pallacanestro, dare il meglio di te e come dire, avere fiducia in quelle che sono le tue caratteristiche e portarle anche in un contesto che in questo momento ti è un po' più complesso. Lui e Parks devono cambiare l'energia di questa partita e tirarsi dietro tutti gli spettatori del Taliercio. Allora, qui bisogna calcolare sostanzialmente quanto è stato fermo il cronometro, nel senso che si ferma più o meno qui a 21:1 e da questo momento Tucker comincerà a palleggiare e arriverà. Quindi saranno probabilmente 3 secondi. Sì. Si potrebbe anche riprendere con una rimessa a 21:1 dal fondo. In linea di massima vedete che qui il tempo va, il cronometro dei 24 ovviamente non era partito e questo rende difficile calcolare il tempo, però in ogni caso avrà l'ultimo possesso la Reyer, quindi mi sembra una questione di lana caprina. Sì.
anche perché non c'è una differenza enorme e avrà un possesso da costruire con tutta la tranquillità del mondo per scendere, come dicevamo, sotto magari la doppia cifra di svantaggio, che anche psicologicamente può essere un segnale importante. Eccola l'indicazione, questo è il 21-1. Ok, vengono quindi tolti 2 secondi e mezzo, quasi 3, e si rimette da metà campo con la palla, anzi davanti alla panchina di banchi con la palla alla Reyer. Beh sì, ha comunque il tempo, non so come abbiamo calcolato. Avranno avuto un cronometrino, uno smartphone, perfetto. immagino. Vediamolo. Qua, sì. È l'azione importante, Spissu proprio da Tucker. Arriva il pick and roll in corsa con Wiltshire, si ferma Tucker, alla fine step back e tripla, la parabola, il tiro è storto, il rimbalzo di Tessitori che mette nelle mani di Spissu, corto anche lui, Abbas prende il rimbalzo, la Virtus vince l'ultima battaglia psicologicamente importante perché tiene 11 punti di margine. Sì, è importante perché la partita l'ha fatta la Virtus, quindi va in spogliatoio con un vantaggio in doppia cifra, quasi 50 punti segnati fuori casa, in controllo sul piano partita, l'ha indirizzato e l'ha fatto. Sentiamo Polonara. Anche nonostante un momento di blackout avete guadagnato un importante margine, adesso però sapete anche come gestirlo dopo 2 partite. Sì, ci aspetterà un secondo tempo di fuoco, loro giocano in casa quindi sicuramente vorranno avere una reazione, noi dobbiamo essere bravi subito a iniziare forti il terzo quarto, soprattutto per non dargli fiducia. Grazie mille. Beh, tutto chiaro direi, del resto Achille Polonara è un veterano, ne ha viste di cotte e di crude nella sua carriera, quindi tutto facile? Beh, non è così scritto naturalmente perché come abbiamo visto già nei primi 2 episodi di questa serie può succedere di tutto e soprattutto perché la Reyer ha tirato 72% da 2, 13 su 18, ma ha tirato un 3 su 16 dall'arco che è il 19% scarso, come vedete dalle nostre percentuali. Virtus che ha la stessa percentuale da 2, cioè le 2 squadre hanno protetto, diciamo un po' così, l'area in modo alterno, e 4 su 9 da 3. Poi come vedete il resto delle statistiche, 14 a 11 gli assist, 7 palle perse. Quelle 2 palle perse della Reyer continuo a pensare siano il segnale di una squadra che non si è ancora lasciata andare fino in fondo per quella che è una partita fondamentalmente disperata. E che ora deve riuscire a cambiare, deve proprio svoltare, mettere. Adesso devono anche segnare degli extra tiri, devono cambiarla questa inerzia perché ripeto il vantaggio non è così incolmabile, ne hanno recuperati 20 o 22 nel terzo quarto di svantaggio, esatto. Quindi 11 in casa all'intervallo non è così tanto, ma è proprio il fatto che la partita finora l'ha fatta la Virtus ed è andata con facilità a colpire ogni volta leggendo che c'era un vantaggio. Venezia deve cambiare e farla uscire dai binari, questo è il senso. Per farlo quel tiro a 3 punti, infatti mentalmente anche è stato importante questo ultimo possesso perché un tiro a 3 punti che poteva sbloccare Tucker, finire con una tripla con lui all'intervallo è meno 8 e non l'ha fatto. Poi comunque un extra possesso, un'altra tripla da un giocatore che può mettere tiri difficili a 3 punti come Spissu, che quando va in trance è uscita anche quella, per cui c'è un po' più di carico Venezia sulle proprie spalle. 9 di Sims, 8 di Jordan Parks e 8 di Amedeo Tessitori, migliori realizzatori per la Reyer. Schengheli a 12 e un Ante Sisic inarrestabile a quota 15 senza errori dal campo, i migliori protagonisti della Virtus. Queste le migliori azioni del primo tempo, una piccola pausa, una decina di minuti circa e poi siamo live con la ripresa di questa gara 3. C'è andato molto vicino Pietro Bastiera, vediamo il suo secondo tentativo, vediamo un po'. Vai Pietro. Mamma mia,
niente da fare. Riccardo, un applauso anche per te. L'ultimo è Lucas Suber, forza Lucas. E vediamo se Lucas ce la fa. Forza Lucas. E niente da fare. Facciamo un applauso ai nostri concorrenti, ai 4 di oggi di Gadget. Però c'è una foto di foto con Leo Rey, l'applauso del pubblico del Tegherzo. E Leo Rey veramente la 5. Applauso pubblico per il Rey Black di oggi. E adesso abbiamo il vincitore del Toto Reyer, Maurizio Piero di Milano. Eccolo qua, bravo Maurizio. E si aggiudica la gift card del valore di 100 euro offerto dall'amico affidamento della fattura, ecco lui la grande foto e la gift card. Un applauso a Maurizio Piero di Milano. Complimenti Maurizio. Bene, noi abbiamo finito, la linea va alla regia. Grazie. Ditta Benevento, da 140 anni, Resto e Arredo Venezia. Abbigliamento, tessuti, tendaggi. Dal 1883 a Venezia, Ditta Benevento, eleganza senza tempo. Leonardo Immobiliare Venezia, da più di 25 anni sul mercato a Venezia, Lido e terraferma. www.leonardoimmobiliarevenezia.it. Coffee Break? Franco Caffè, qualità e passione travolgente. Franco Caffè, l'energia giusta che ti conquista. Franco Caffè, e vai fuori di tazza. Termotecnica Savio, da 40 anni al vostro servizio per la realizzazione e la manutenzione di tutti i nostri impianti civili e industriali. Il miglior servizio per la miglior tecnologia in pieno rispetto dell'ambiente. Agenzia Immobiliare Gabetti vi aspetta nello storico negozio di Strada Nuova Cannaregio 4385. Scegli la professionalità, scegli Gabetti. Ristorante ai vetrani, cucina tipica veneziana nel cuore della laguna. Ristorante ai vetrani è a Murano in Fondamenta Manin 29.
Vince del Tagliaccio subito dopo il termine della gara. Contiamo su u.reyer.it, il cuore Roganata della partita, il giocatore che meglio ha incarnato lo stile di Reyer e chi si è sacrificato di più per la squadra e compagni. Le votazioni sono aperte fino alle 9:30 domani mattina. Scopri il cuore Roganata su u.reyer.it. (49-38), vantaggio esterno per la Virtus Segafredo Bologna sull'Umana Reyer Venezia. Questo è il risultato parziale dei primi 20 minuti di pallacanestro in gara 3 delle semifinali Scudetto LBA Unimpolsai. Domani sera vi ricordo la gara 3 del Pala Leonessa, dove la Germania è nella stessa situazione della Reyer, sotto 0-2 con Lea 7 Emporio Armani, e anche lì elimination game. La Reyer ha giocato le prime 2 gare a Bologna con quell'andamento clamoroso che abbiamo ricordato più volte. Qui Bologna ha giocato una partita di grande maturità, è stata sempre avanti praticamente, cavalcando Zizic, autore di 13 punti addirittura nel primo quarto, segnando i tiri quando la palla e la difesa della Reyer si è iniziata a chiudere, i tiri da 3 punti. Dall'altra parte invece 3 su 16 dall'arco e un -11 che tutto sommato però è un risultato, non dico accettabile, però c'è ancora tutto il tempo volendo per Venezia. Hai detto le due cose, c'è ancora tutto il tempo ed è un risultato accettabile per la differenza, diciamo, che abbiamo visto nel primo tempo, proprio di presenza mentale sulla partita, di fiducia sulla partita. Quindi adesso Venezia deve scrollarsi di dosso tutto, ci sono 20 minuti per riaprire la serie. Non deve pensare che adesso c'è una montagna enorme, no? Pensare che per passare deve battere per 3 partite la Virtus, che adesso, cioè, non deve pensare o pensare agli errori come ho giocato fino adesso. Adesso ha 20 minuti perché le serie cambiano in un attimo, perché se la ribalta poi deve stare qui, avrà il nervosismo Bologna eccetera, ma Bologna credo che abbia tutta la consapevolezza di quanto ancora si deve guadagnare
ce l'hanno perché i giocatori sono esperti, i giocatori staff tecnico, ma dopo le prime 2 gare avranno parlato proprio di questo momento, di questa seconda parte della partita, e di continuare a avere un equilibrio e non farsi spostare, specialmente fuori casa, da qualsiasi cosa possa succedere, dal continuare ad avere esecuzioni. E l'esecuzione continua, si lavora per andare dentro da Zizic, flotta l'uomo di Shengelia, tripla. Fotografia che hai fatto te, finta di lì, 2 passi di flottaggio, scarico che va dove deve andare, tiro ancora non in ritmo, ma come abbiamo detto, pochi canestri da 3 punti di Bologna, ma tutti chirurgici, tutti. Questa è la quinta tripla su 10 tentativi, qui Spissu prova a mettersi in ritmo, classica soluzione, ma il tiro è lungo anche in questo caso, 0 su 4 dall'arco per il mancino, che adesso deve marcare Hackett, che gioca con Zizic su quel lato. Cordinier risale e si fa dare il pallone, gioco a 2 ancora, c'è Tucker sulle sue piste, finta di Cordinier che poi quando prende il tiro ha la difesa molto vicina, extra possesso garantito da Zizic. Shengelia che va da Hackett, primo ferro, ma anche questo era un tiro super per qualità, e se fosse entrato sarebbe stata una mazzata tremenda. Sì, un meno 17 taglia gambe per proprio come impatto anche all'inizio di secondo tempo. Qui ancora col tentativo, dopo l'arresto, una sorta di passo e tiro old school di Tucker, arriva però Zizic stavolta molto pronto, lo mura e poi c'è il fallo in attacco. Sì, no, a quel punto chiaramente Tucker, anche un po' di frustrazione, va a cercare di recuperare quella palla, però devo dire un altro, non certo un ulteriore boost di fiducia per il giocatore, per l'americano di Venezia. Decisamente no, problema intanto incrocio caviglia credo per Spissu, speriamo non sia nulla di grave, ne è uscito malconcio anche Shengelia. Onestamente avevo l'occhio più sulla palla, eccolo qui il momento. Sì, non si è accorto e Shengelia stava lavorando per ricevere la palla, si sono scontrati, è una giusta non chiamata dell'arbitro, ma sembra per fortuna che sia tutto a posto. Zizic a 15 in 13 minuti e comunque Shengelia a 15 in 15 minuti, 3 su 4 da 2, 2 su 2 da 3. E qui attenzione perché non si è ancora attivato quello da 20 di media che è Marco Bellinelli, il suo tiro è corto in questo caso, solo 2 punti nel primo tempo, ma di fatto non c'è stato bisogno e sono stati ben pochi minuti concessi da Banchi, che credo, come diceva Coach Pianigiani prima, potrebbe tenersi un Bellinelli magari per la fase calda se ci fosse bisogno nel secondo tempo, dico per i 10 minuti filati e 20 doppie uscite di fila. Ma più risparmi a Belli è sempre, sia che tu debba avere gli ultimi 10 minuti, sia che tu ne debba giocare un'altra, sia che tu finisca oggi, ma ogni minuto che gli togli, perché ha speso veramente tantissimo in questa stagione da MVP del nostro campionato, ma anche da un'Eurolega per Bellinelli veramente di altissimo livello. E qui Tucker prova a mettere il petto contro Shengelia, che è un pochino poco attento, non sembrava essere partito. Vediamo qui va a sondare col primo movimento di spalla. Tucker diciamo la fa vedere molto molto bene, di solito lo sfondamento è più sul secondo quando va più forte. La fa vedere molto bene perché è proprio entrato sotto, non gli ha lasciato all'ultimo momento lo spazio per muoversi, poi è andato giù subito e magari da questo può prendere un po' di fiducia, perché sì, Shengelia era quasi ancora una volta in comfort zone perché aveva un altro vantaggio importante. Resta in campo il georgiano con 3 falli. Spissu trova bene Amir Sims che trova il tabellone con un tiro tutt'altro che comodo, meno 12, 52-40, e Sims uno di quelli attivi per Pahia, 9 in 13 minuti per lui. Adesso però bisogna difendere. Shengelia toglie la palla dall'arrivo di Tucker e la mette dentro per Zizic contro Sims che spinge, arriva Cordinier che dovrà risolvere a gioco rotto, bel canestro e vale 3 punti per Isaia Cordinier. E questo è importante perché è difficile, perché Venezia continua con i cambi, ma su questo cambio qui non erano riusciti ad andare vicino al canestro, si è preso un tiro difficile, bravo lui. Più 15 e 6 su 12 la percentuale cresce. E qui arriva la terza palla persa della Reyer. Si accusa naturalmente Amir Sims
che ha avuto un po' di fretta, perché c'è questo problema, la fretta. Che movimento intanto di Cordinier, con che sicurezza. Sì, Sims, hai ragione tu, perché è partito fuori dall'arco, quindi questo grande spazio portare fuori Zizic, ma poi se non l'ha battuto Zizic è stato bravo a tenere per un paio di palleggi e lui ha buttato via sì. I 3 falli alla fine gli costano la panchina. Cordinier da Zizic, Bellinelli, e in questo caso resta troppo dentro la difesa, il tiro di Bellinelli però è sul ferro. Spissu chiede una spinta a terra fuori dal campo, il fischio non arriva per la spinta e l'ha rimessa ovviamente a quel punto della Virtus, con Spacchia che prova a resistere ma protesta. Mancano anche 16:39 alla fine. In questo momento parliamo della stagione addirittura. Sì, buon per loro che Beli ha sbagliato un buon tiro, perché poteva essere anche questo un 3 punti importante. Direi che è il momento di Cordinier, che regala la tripla ad Hackett, che ha ancora il pallone a contatto con la sua mano sinistra. Il canestro è annullato, ma la Reyer comunque adesso è veramente sulle ginocchia. Tutte le iniziative della Virtus. Sì, fuori tempo massimo per un niente questo tiro, però era è una Virtus che è meglio così se deve non segnare, stando lì, tenendo Venezia in difesa, non rischiando un contropiede. Invece Venezia, vedi, sta provando ad accelerare, che adesso ha rischiato la persa. E poi Parks, che comunque adesso ha attaccato Bellinelli, poi ha rischiato una persa, ma lui visto che Tucker fa veramente fatica, è quello che la può smuovere. Lo diciamo fin dall'inizio, ogni iniziativa che l'ha presa è stata buona, ma sono state poche. Adesso cambia e tiene contro Zizic, mette la mano e c'è il recupero. Infatti può essere in effetti Jordan Parks quello che accende la miccia del tagliercio. Sims va in fondo, la difesa della Virtus non fa in tempo a schierarsi, meno 10. Perché poi Parks, Sims hanno 2 corpi, sono atletici, metti l'atletismo di Tucker, il fisico di Casarin. Adesso Venezia sui cambi può essere molto più credibile, così come ha recuperato la gara a Bologna. Il piano è questo. Cordinier parte, grande arresto, sposta la difesa ma è beffato dal ferro, rimbalzo di Sims. Tucker, attenzione alla volata, 2 uomini davanti tra lui e il ferro. Tucker con la virata, ancora passa dove non c'è spazio, lo crea lui. Parziale Reyer, +8 Virtus, time out banchi. Ed ecco come cambia tutto quanto l'energia nei playoff. Ma è quello, abbiamo detto più volte, no? Insistere anche 2 volte come ha fatto Tucker adesso. Sulla prima virata o tentativo di accelerazione Bologna era pronta, l'ha fermata, ha insistito, e anche dove sembrava non esserci più spazio, con l'ultima virata è andato al ferro, perché è così che Venezia può cambiare la partita. E non a caso giocate atletiche di Parks, poi di Sims a finire quel mezzo contropiede dentro l'area a spingere, perché è un lungo che può spingere come un esterno, tutti questi giocatori, e poi ancora Tucker, i giocatori più atletici che hanno. Banchi lo sa e dice ai suoi ricordiamoci, sapevamo che un momento del genere sarebbe venuto, in cui sembra che cambia, ma siamo ancora a +8. Abbiamo sbagliato 2 buoni tiri aperti, continuiamo ad eseguire, non ci scomponiamo e non abbiamo timore noi adesso, perché la Virtus poi deve pensare a questo, che se tu riconduci tutto sei ancora +8 fuori casa, sei dove avresti voluto essere. Sì, assolutamente. Naturalmente è tutto molto sottile, qui entriamo nei mind games, il duro lavoro e la vita dell'allenatore quando è lì, immagino, perché poi hai voglia di sgolarti e a dire, ma il problema è se lo capiscono o no. Sei un po'. È che tutte queste cose che prepari, che fai, poi sono contornati da questa emotività che ti fa cambiare tutto in un attimo. Quando infatti si dice del ghiaccio nelle vene, tutti quei modi di dire, si riferisce naturalmente a questo errore di Cordinier. Si deve arrangiare Parks dopo il cambio, la trattenuta su Zizic, anche se la collatura arriva per Sims, mi era parso Parks. Comunque il fallo c'è e la Virtus resta in attacco. Però uno di quei tiri, uno dei pochi tiri un po' fuori sistema, fuori un po' tutto questo di Cordinier, che forse anche lì aveva lo spazio per provare ad attaccarlo Sims,
su quell'isolamento centrale. Si è un po' accontentato probabilmente, vista la tripla segnata poco fa Isaia Cordinier, che ha 9 con 3 su 8 dal campo nella sua partita in 19 minuti. Paiola qui non si capisce con Zizic che resta fermo, recupera Casarin che fa correre Tucker, che sfrutta il quarto tempo e va a segnare il -6. Questo è il terzo quarto di Venezia, però in casa troverà ancora più energie e ha iniziato presto a avere questo 9-0 di parziale. Può costare caro la Virtus, che deve ricominciare a macinare da subito e prova ad andare dove era andata con efficacia nel primo tempo, ma adesso Sims lo tiene, l'atletismo, e può correre. E poi Sims corre il campo e vuole schiacciare Cordinier, glielo nega, ma saranno 2 liberi per Amir Sims, che sorride perché può regalare addirittura il -4 con un 11-0, che era naturalmente esattamente quello che non doveva accadere per Bologna. E sorride perché adesso sono un po' più leggeri, adesso cambia la fiducia, l'espressione, cambia tutto, e quindi è lunga per Bologna, che deve continuare a non scomporsi e a stare nel sistema, anche se dovesse vedere tutto il suo vantaggio sfumare, perché è un modo con cui è andata avanti e ha nel suo bagaglio tutte quelle cose messe durante l'anno che la possono continuare a far eseguire anche sotto pressione e con quintetti diversi. 3 minuti e abbondanti, 20 secondi adesso che non segna la Segafredo, che però alimenta Miki con una buona palla dentro. Casarin costretto a spendere un fallo, una buona esecuzione, quel che ci voleva. Soprattutto perché adesso ha bisogno di Miki Bologna per continuare ad andare a esplorare questi palloni dentro. Zizic stava un po', come dire, era nella sua curva discendente della partita, diciamo così, come spesso ha fatto buone cose nel primo tempo, stava un po' accontentando e non era più nel grado di aggressività, di tenere e prendere posizione, non più in post basso e poi devi guadagnarti, ma come ha preso Miki dentro l'area adesso. Poi però vedi la fiducia, adesso un tiro libero che esce e lì poi devi metterli. Vediamolo Jordan Miki, che è in campo soltanto da un minuto, arriva lo 0-2, adesso è tutto il momento dell'Umana, con Casarin che ha la palla per riportare la sua squadra addirittura a un possesso di distanza a 3:35 alla fine del terzo quarto. Spissu riceve, non vuole forzare, bel taglio di Casarin, servito, non arriva in tempo Miki. -2, partita completamente riaperta. Sì, e qui Bologna è un po' persa, anche perché ha 2 falli, non è in bonus e deve fermare in un momento del genere una penetrazione e spendere un fallo. Venezia qui ingenuo, Tucker, perché sono in bonus, e questo in un momento in cui Bologna non segnava mai. Insomma, regalare questo a 10 metri a canestro, anche 11. Anche 15 forse. Si è ingolosito perché la zona di campo è quella dove si dice di solito è un ottimo punto per andare magari a fare una trappola, un raddoppio, ma lì eri 1 contro 1, che rischio è con 4 falli. Infatti Tucker va in panchina, intanto Cordinier e Lunetta per spezzare il 13-0, che non si spezza. Ne ha un altro Cordinier. È uno dei modi, quando ci sono queste situazioni fuori casa, è proprio quello di andare e grattare punticini della Lunetta, ma questo 0-3, prima Miki e adesso quello di Cordinier, pesante per la Virtus. E alla fine arriva il punto che toglie quel 55 che era lì veramente da un'eternità, direi più o meno 5 minuti. E va col doppio playmaker Luca Banchi adesso, perché ha bisogno di fluidità, di gestione e comunque difesa, perché Paiola e Hackett più Abbas danno garanzia di difesa sugli esterni, però sono troppo morbidi adesso dentro l'area. Anche adesso Miki, tutto quello che era difficilissimo per Venezia diventa tutto molto facile adesso. 15° punto di un Amir Sims enorme, 6 su 7 dal campo, mentre Paiola va a 1 millimetro dal potenziale gioco da 3 punti. Spissu protesta, ma ci saranno 2 liberi.
Sì, però ha perso un'opportunità qui Paiola di fare canestro e fallo. Bravo in questo momento avere la personalità per dire attacco Spissu, si conoscono, sì. e ha visto la possibilità di andare in fondo e ci è andato. E poi altro dato non da poco, segna il libero che rimette 2 punti di distanza e fa un po' da mini silenziatore, diciamo così, a un campo che ormai si è riacceso. 1 su 2 di Paiola, la Reyer tira addirittura per mettere la testa avanti. Casarin, le uscite per Heidegger ma anche per Spissu dall'altra parte, taglia Casarin, Spissu la tiene contro Hackett, cambia Polonara, palla dentro, Parks vuole attaccare ovviamente Hackett che è molto bravo, lo costringe a un tiro difficile che salta fuori e Paiola può ripartire. Dicevamo questa qualità di difesa degli esterni che adesso ha messo tutto il possibile Bologna, bravo Hackett, e poi di qua ricominciano a macinare dove trovano un vantaggio. Meki qui riesce a lavorare bene contro Casarin, a ottenere quel che voleva, la spalla sinistra contro il difensore, semigancio morbido, più 4 di nuovo per la Virtus che sta attraversando il momento più complicato di questa gara 3, con la Reyer che assalta Parks, ancora Casarin, il taglio di Parks che alla fine viene servito, ma c'è Abbas che gli fa cambiare idea, poi fronteggia Parks, attacca, palla sotto il braccio, gancio addirittura, -2. Qui è complesso per Bologna perché loro mettono l'uomo marcato da Miki, in questo momento è Sims, dal lato opposto fuori la linea a 3 punti, utilizzano anche Casarin da finto 4 per fare blocchi e poi c'è tutti gli spazi del mondo, l'area è sempre sguarnita. Qui intanto un fischio che arriva prima della caduta di Jordan Meki, il contatto sul collo, sul volto, vediamo qui, probabilmente col braccio, eccolo lì, sulla spalla faccia lato sinistro di Casarin, 2 liberi per Jordan Meki. Sì, si sta tenendo sui tiri liberi e qui è stato bravo Sims perché sa che riceve profondo, ma poi nel momento in cui la butta a terra arriveranno gli altri e lui con un solo palleggio riesce a svitarsi e a prendere un fallo. Il problema è che arriva il terzo errore in fila per Jordan Meki in lunetta. Se non sbaglio sono, da quando ha sbagliato i primi 2 lui, sono un 2 su 7 adesso sì, dalla lunetta. Diventa 11 su 18 la percentuale, è una situazione del genere ovviamente importante. Casarin contro Hackett, arriva Meki, rimane Heidegger da solo che sbaglia da 1 centimetro, Abbas la prende, 70 secondi, Polonara, si allungano le squadre, palla nell'angolo, Abbas, uno dei suoi tiri, fischio, palla persa, Abbas pesta la linea laterale. Caos totale da entrambe le parti, terza partita in 7 giorni. E adesso veramente è saltato un po' tutto, errori da una parte e dall'altra, giocatori che si buttano, si tuffano per evitare un tiro facile, spettatori in piedi, playoff puro. Sì. Il momento più importante della stagione, una squadra a meno di un'ora da una potenziale chiusura della stagione che vuole reagire e sta reagendo per evitare proprio questo, l'altra che invece sta provando proprio a chiudere il discorso. 11 minuti da giocare, può accadere veramente di tutto. È tornato De Nicolau fresco contro Paiola, 4 giocatori sulla linea di fondo, arriva adesso Parks, solo un velo, poi arriva Casarin, di nuovo De Nicolau, ancora Casarin, vogliono Parks, lotta Dobric, riesce a passare davanti all'ultimo istante. Sì, qui è stato bravo Dobric, tanto spazio da coprire per Bologna adesso con questo quintetto di Venezia, è veramente complesso perché il vantaggio è che Bologna, e forse però una cosa che poteva utilizzare anche prima, ha solo 2 falli in questo quarto. Sì. E comunque li può spendere in questo piuttosto che dare 2 punti facili in questi ultimi 46 secondi. Heidegger trova in mezzo all'area Sims, difficile il tiro, poi è bravo Parks che non va su subito, aspetta l'arrivo della difesa e adesso va in lunetta e avrà i 2 liberi del potenziale pareggio. Il giocatore che abbiamo chiamato all'inizio che può cambiare veramente per Venezia, perché
ha un atletismo in posizioni di campo, che giochi da 3, da 4, giochi dentro, giochi fuori, che Bologna fa fatica a pareggiare. Una dinamo vera e propria, Jordan Parks, 15 in 21 minuti finora nella sua partita, anche 4 falli subiti, 6 su 9 dal campo, 5 rimbalzi, un recupero, 3 assist e 0 palle perse. Questo invece è Kabengele, che non è riuscito a recuperare ancora dal suo problema al ginocchio dopo l'infortunio in gara 3 nella serie contro Reggio Emilia. E Parks pareggia la partita, 59 pari. Spacchia, guarda il tabellone, il terzo quarto che sognava la Reyer è arrivato. Qui si muove Bellinelli, extra pass, Hackett, piedi a posto, ma tripla sul ferro Sims per il sorpasso, gli tocca la palla a Miki. Sì, un buon tiro della Virtus, però adesso in questa atmosfera qui è più complesso dover disegnare da 3 punti, trova molto meno spazio, perché anche sull'assist Bellinelli ha ricevuto, ma come è entrato in possesso di palla erano 2 corpi su di lui, e quindi pochi canestri facili davvero adesso per Bologna. Sims in punta, arriva Heidegger, poi De Nicolao. C'è una differenza di 4 secondi tra i 2 cronometri. De Nicolao contro Paiola, è tornato Dunston per il possesso difensivo che cambia. C'è Sims contro Paiola che lotta e alla fine il fischio arriva. Quarto di squadra, tutto sommato, anche se Banchi un po' si arrabbia, non una brutta situazione per Bologna, che può rimettersi a posto con la difesa. Sì, l'avevamo detto, aveva i falli da spendere, Banchi a questo punto sperava in un recupero più che non fallo, però insomma adesso sono 8 secondi. 59 pari, De Nicolao, si muove Casarin, si muove Parks, mi sembra il bersaglio giusto, dentro e fuori, rimbalzo di Dunston, poi Paiola, un'occhiata al cronometro, Dobric scippato, poi Abbas fa in tempo a tirare ma non trova il bersaglio, e allora dopo 30 minuti gara 3 è in totale parità, 59. Avremo il gran finale nel quarto periodo, una squadra gioca per prolungare la serie, l'altra per chiuderla. Schengelia e Esigic sono fermati, 10 di Cordinier per la Virtus, 17 di Jordan Parks, che sta salendo in cattedra al Taliercio. ...59 pari al Taliercio dopo 30 minuti di basket per quanto riguarda la gara 3 di semifinale playoff. LBA Unipol-SAI, queste le statistiche. Come vedete la Reyer non ha migliorato la percentuale da 3, è peggiorata quella della Virtus. Il dato sui punti dalla panchina, 39-17 per la Reyer. Direi che il colpevole, tra virgolette, è abbastanza facilmente identificabile. Quel Jordan Parks da 17 in 22 minuti che sta davvero cambiando la partita. Adesso per la Virtus 10 minuti, non dico in apnea, ma è chiaro che la Reyer ormai va all'assalto per vincere questa gara 3. Ancora una volta è già successo, adesso il flow è in mano a Venezia, che gioca anche in casa. Bologna deve ritornare a un'esecuzione importante, però il primo rebus è proprio su questo lato del campo, che ti allarga tanto il campo, ci sono le penetrazioni, anche se la percentuale da 3 non è buona, era quella l'unica cosa che vedeva e di cui si è accontentata Venezia inizio partita. Ora capisce che può andare nel burro e andare a segnare quei canestri layup
che è tutta un'altra percentuale. Schengelia completamente libero da 2-3 secondi, Tucker arriva in ritardo, alla fine la palla raggiunge Giorgiano, 61 pari, primo vantaggio, quello di poco fa di tutta la partita della Reyer, sul 61-59 sull'azione di Heidegger, che adesso ha schierato i compagni, è tornato Tucker e c'è naturalmente Jordan Parks. Attenzione, Paiola arriva, palla nell'angolo, De Nicolao la mette per terra, la ributta fuori. Heidegger, logo tripla da 8 metri, più 3 Reyer. Ma lo vedi subito, adesso non è un caso che entri un tiro anche non semplice perché era da lunga distanza, ma con e qui ancora l'uscita di Bellinelli provoca dei danni nella difesa di Venezia, che però ha la durezza di dire vattene a guadagnare il lunetta, vediamo se li metti. Questo è proprio un fallo voluto per andare là. Dicevamo che un altro ritmo, un'altra aggressività, no? Venezia è Bologna ad inseguire, doverli correre dietro dal punto di vista difensivo, allora poi questi tiri è più facile che entrino. Seconda tripla bersaglio per Max Heidegger questa sera. Dunston in lunetta dopo tante difficoltà nel terzo quarto per la Virtus, non uno specialista, ma in questo caso dentro il primo, vista l'esperienza anche direi mostruosa di Brian Dunston, che certo non si fa condizionare dai pur rumorosi 4000 del Taliercio, abituato come ha giocato lui in ambienti diciamo di questo livello per 4 o 5 anche forse. Anche come importanza di palloni da avere in mano lì, diciamo che ne ha giocati di più pesanti. Olympiacos 2 anni dal 2013 al 2015 e poi la saga 8 stagioni con l'Efes e anche le 2 Euroleghe che sono arrivate 21 e 22. Mentre qui Parks blitzato da Schengelia, mantiene la palla, la mette sotto il braccio, trova Tucker. Parks è la Reyer in questo momento. Sì, ormai fa tutto, non capisci se gioca. Adesso sta giocando come al campetto, non sai se è un 5, un 4, un 3, una guardia, un playmaker. Ma lui è il più forte di tutti al campetto. Infatti, però. È quello che è andato adesso nel terreno, sta nuotando del suo mare, che è quello dove Venezia doveva e voleva portare la partita. E d'altro canto, dall'altra parte Bologna sta rispondendo con tutta l'esperienza che può, quella di Dunston sottolineavi te, c'è Bellinelli, c'è Schengelia, tra un po' ci aspettiamo anche un eventuale rientro di Daniel Hackett, e deve andare con tutte le risorse che ha. Tanto 1 su 2 di Tucker, ma Paiola viene richiamato, indicato da Tard come invasore dell'area prima che la palla tocchi il ferro, e la regola non fa prigionieri, perché in effetti se sei fuori dai 3 punti non puoi entrare prima che la palla tocca il ferro, se sei a rimbalzo puoi entrare quando la palla lascia la mano del tiratore, ma Paiola di solito parte fuori dai 3 punti e va a tagliare fuori il tiratore con tempi straordinari, però ogni tanto prova a portare via 2-3 decimi. Ma è vero, poi stavolta non c'era nemmeno però gli altri al rimbalzo, c'è stato un eccesso di zelo, diciamo così. Tanto Schengelia va al lavoro, mano sinistra, Dunston a sua volta, ma 3 corpi intorno a lui, alla fine la palla schizza via nelle mani di Heidegger. 6-6-6-3, addirittura possibilità di andare a 2 possessi di vantaggio per la Reyer. Sims guarda Park contro Bellinelli, Bellinelli si mette completamente davanti, nega la prima ricezione, Heidegger resta solo con Schengelia, grande arresto, trovato Sims, la tripla corta, rimbalzo di Dunston. Questo è un altro buon tiro importante per Venezia, perché la Virtus lì fa fatica a chiudere. Dall'altra anche parte, perché di là funziona così. Ma di là deve sapere Venezia che adesso Bologna ha trovato 1000 risorse, di Zizic, ma qui è come il supplementare di gara 1, cioè quando Venezia ha ripreso la partita, adesso vanno nelle loro corsie, vanno dall'MVP. E oltretutto marcato da Max Heidegger, che gli rende direi una quindicina di centimetri, esce a filo su un blocco di Dunston, che credo abbia una laurea e un master nei blocchi per i tiratori. Ovviamente lì secondo me l'unica chance è che Sims faccia un bel passo avanti per togliere la tripla. Certo, uno dice, però poi Dunston rolla e va a schiacciare. È una cosa per volta, se no sono 3 punti. Esatto, cioè secondo me come
lì un cambio è la cosa che intanto, perché poi devi vincere la partita con i punti di Dunston che non è il suo, magari mandando in runetta, magari in rotazione, puoi leggere una volta anche gli occhi del passatore e anticipare una rotazione per andare a rubarla sul bloccante che taglia a canestro, perché insomma far uscire in comfort Bellinelli, come hai detto te, dove c'è poi anche non una taglia fisica tale da oscurare, è un bel rischio. Con questo bersaglio 1-2 stasera è 12-17 per quanto riguarda la serie per Marco Bellinelli. De Nicolao e arriva la zona, adesso da attaccare Heidegger, arriva in ritardo Cordinier, ferro, rimbalzo di Bellinelli sul 66 pari. Era un buon tiro, ma una bella scelta di Luca Banchi, perché si è reso conto che 7 minuti sono tanti di campo a coprire in quel modo, anche di energia, ed ecco, vedi che però esci su Bellinelli e l'altro schiaccia. Vanno in automatico, come ti dicevo, e per cui la rotazione o è anticipata o se no è la schiacciata. Devo dire che la Virtus ha raggiunto in un anno un livello di esecuzione. Su questo anche tu devi mettere la pressione sul passatore, però quella fucilata di passaggio dove Paiola, non può arrivare l'aiuto di Paiola, in questo è incredibile. Vedi che adesso flotta un po', cerca di mangiare qualche secondo, e anche se prende dei buoni tiri però già gli ha cambiato un po' il ritmo. Tanto Tucker si alza tutta la panchina a chiedere la violazione di passi. In ogni caso ha pensato anche stavolta, e invece non ci pensa Bellinelli con la finta, gli dà fastidio De Nicolao, a rimbalzo vince la Reyer. Tucker può partire, Paiola è già lì pronto eventualmente a spendere un fallo, e in effetti lo spende perché Tucker aveva l'area molto minacciosa. Questo è il Tucker che abbiamo visto durante la stagione, che insiste, tu recuperi su di lui, ma ha queste 2 o 3 possibilità di virate per attaccare l'area. Però Bologna, che ha fermato per 2 possessi l'attacco della Reyer, adesso non vuole che la Reyer prenda punti in contropiede, e quindi diciamo ha stoppato un po' l'emorragia. Vediamo se continuerà la zona o alternerà, però sicuramente ha cambiato un po' il punto di vista dell'attacco di Venezia. Adesso sono uomo, proprio perché alternare e cambiargli le situazioni può un minimo. Gran difesa di Cordinier, che resiste alla penetrazione di Tucker, poi la tripla di Spissu è presa bene ma è lunga anche questa volta. 0 su 4 dall'arco per Marco Spissu, backdoor di Bellinelli, Heidegger perde anche il controllo, 70-66. C'è una connessione tra questi due fantastica, e poi però Beli, se gli vuoi impedire di andare sul blocco, la prende là dentro, soprattutto con un corpo come quello di Heidegger, esatto, la prende là dentro. Infatti è caduto Heidegger, ha un po' protestato, mentre qui riceve Sims contro Schengelia, anche qui un po' esitante, torna fuori Heidegger, invece palleggia, resta e tiro, e -1 Reyer. Pesantissimo questo canestro, perché Bologna aveva rimesso la sua difesa, rimpastato l'attacco e trovato le uscite di Beli, da cui va sempre nei momenti più importanti. 11 di Heidegger, bel gioco a 2, Cordinier, Schengelia, extra pass per Dunston, 2 tiri liberi. A proposito di esecuzioni, anche qui al millimetro. Questa è la forza della Virtus, e qui c'è tutta l'esperienza che dicevamo e la combinazione tra i lunghi. Diciamo così, Bologna non so se basterà, ma si è guadagnata con quel grande primo tempo fuori casa di avere adesso in campo i giocatori più esperti, non usurati e con falli in grado, insomma, di poter fare la partita anche adesso negli ultimi 5 minuti. Tanti tiri liberi nel secondo tempo di Bologna che pesano se dovesse perdere questa partita, tanti tiri liberi sbagliati lasciati lì. Questo è il nono, 13 su 22, Dunston in campo da 9 minuti, in effetti 20 per Bellinelli, 20 per Schengelia, ma ormai siamo negli ultimi 5 minuti di gara. E adesso vediamo Heidegger proprio contro Bellinelli, intanto sotto canestro, tanti contatti, fallo di Schengelia su Parks. Sai, su Parks adesso è il pericolo pubblico numero 1, per cui deve cercare anche di rallentarli un po', come vedi, l'uscita, perché questo tipo di movimento per andare poi a bloccare la palla o prendere rischi di arrivare con un po' di separazione, sì. E dopo lui sui pick and pop, sugli short roll.
pesante, sì, questi 5 minuti con Schengelia seduto, pesante questo quarto fallo. Spesso consegna la palla a Sims, c'è Dunston su di lui, Sims finge di andare col consegnato e schiaccia in testa tutta la difesa della Virtus. Più uno Reyer, time out Banchi. Sì, perché qui si rimpallano l'inerzia, diciamo così, da una parte all'altra. Ora è ritornato tutto nelle mani di Venezia, perché Sims, che era in svantaggio nel post basso contro Dunston, lo porta fuori, finta l'end-off dove deve lavorare Dunston per aiutare il suo compagno, e invece poi vedi finta l'end-off, gira verso il centro e lui lì non fa in tempo a arrivare a Bass, sì, ma lì ai mezzi stacca sì. Prima il terzo tempo, rientra in area e lì non lo ferma più nessuno. Del resto Heidegger sembrava il giocatore caldo, particolarmente caldo, e ha quel tipo di giocata nelle corde di andare con l'end-off e poi magari mette una tripla, e allora Dunston si è preparato. Il problema è che Sims è stato molto bravo a leggere, a accorgersi e a giocare improvvisando e andando a schiacciare il nuovo +1, 71-70, 17 di un Amir Sims da 7 su 10 dal campo e 3 rimbalzi nella sua partita, 20 assist il dato Reyer, 19 quello della Virtus. Questi problemi di falli invece 4 solo per Schengelia. Sì. No, ma hai detto bene tu, Sims, Parks, dispiace per Tessitori perché ha giocato una serie importante, ma questo quintetto qui con Venezia paga tantissimo di più, perché diventa chiaramente se lo può permettere, non per tutta la partita, anche perché i buoni impatti che Tessitori ha avuto prima, però ecco, rispetto per esempio a Wilcher in campo, questi giocatori qui stanno pagando di più perché hanno più atletismo e nello stesso tempo comunque allargano il campo. Tanto contatti che si moltiplicano, alla fine la peggio qui ce l'ha avuta proprio Sims, che si rialza, non dovrebbero esserci conseguenze gravi. Vediamo qui, finisce per terra nella selva e nella lotta, un colpo alla schiena, ma credo che anche per la transagonistica e visto il momento escluderei che Sims chieda il cambio. Vediamo però, sì. Paiola torna e adesso vediamo il quintetto della Virtus, perché se non sbaglio c'è Abbas da 4 e è tornato Zizic, che si deve accoppiare naturalmente con Sims. Blocca Parks ed è già in netto ritardo. Meno male c'è un cambio di Daniel Hackett, però c'è un mismatch e qui lo devi andare a prendere di là Zizic. Buon per lui che adesso Parks ha sbagliato veramente un rigore, perché Zizic non prontissimo ha dovuto far cambiare Hackett e poi veramente in ritardo. Vediamo Cordinier che torna da Hackett in mezzo, ancora Zizic, arriva in corsa stavolta Cordinier, pronta la Reyer, il francese si separa ma sbaglia, Sims prende il rimbalzo e lo affida a Spissu, che va da Tucker che prende la rincorsa, tutti gli allarmi accesi, Tucker alla fine niente da fare, Cordinier deve spedere un fallo, è il quarto di squadra, la Virtus esaurisce il bonus, 3,56. Continuo a pensare che può accadere davvero di tutto. Sì, però dura adesso per Bologna, che ha bonus con 4 minuti da giocare, con una Venezia arrembante che proverà ad attaccare sapendo che hai bisogno di questo. Sì, Sims adesso è obbligato almeno un minuto per respirare. Sì. Però Tessitori, voglio dire, per motivi di assetto ha giocato anche un po' meno, ma è fresco e ha dimostrato di essere un fattore in questa serie, di essere un giocatore assolutamente pronto. E 8 punti, 4 su 6 che stasera, spesso a cui non entra neanche la quinta, completamente libero Hackett per Paiola, attacco Virtus per tornare davanti. Vediamo la giocata, Cordinier si muove, c'è Zizic in zona, si torna in mezzo, pick and roll Paiola Zizic, arriva Cordinier, seminato Tucker, tiro morbido, anche un pizzico di fortuna, e 72-71. Però quello che dicevamo, no? Di là di Parks, qui è Cordinier che in questi momenti di difficoltà, anche lui il suo atletismo gli permette di dover andare a esplorare queste situazioni che fanno tanto bene alla sua squadra, danno tanto ossigeno. E qui palla persa della Reyer con Hackett che recupera la palla lasciata lì da Spissu. C'è Paiola, si muove a Bass, Paiola prende posizione proprio in post passo contro Spissu,
duello in chiave azzurra, ancora Paiola insiste, bel lavoro di Spissu e recupero, alla fine ha vinto lo 0. Eh sì, importante questo per Spissu, perché alla Reyer mancano un po' le sue triple, aveva preso anche un buon tiro al possesso precedente, poi una persa sanguinosa, e si rifà con una difesa importante che insomma in un contesto dove i suoi non potevano aiutare e dove contro c'era un giocatore fisicamente, contro un giocatore che ama star lì perché sa trovare le soluzioni, i passaggi, i falli, e invece una difesa importante. 6 assist, terza palla persa di Paiola, Spissu con 7 assist e una sola palla persa, quella di poco fa. Il problema è lo 0 su 7 dal campo, 6 di quelle triple sbagliate, direi almeno 4 erano le sue, piedi a posto, sì. e quindi sì. Infatti i triple che era giusto prendersi, però 17 li vedete di Parks e Sims, 17 di Shengelia, 15 di Zizic, ma 13 nel primo quarto. Adesso Cordinier a quota 12, Polonara poi che anche lui si era fatto vedere più che altro nel primo tempo. Tucker rimane dentro questa partita con 3 falli, 10 punti in 34 minuti, 4 su 10 dal campo, ma adesso arriva il momento decisivo e vediamo un po' cosa accade. Heidegger va da Tessitori, si muove Spissu e la prende. C'è Zizic, Spissu contro Paiola, brutto cliente, chiuso il palleggio, arriva Tessitori, schiena a canestro, 2 secondi, dovrà andare con una magia che non è vincente, anzi sono già scaduti 24 secondi. Super vittoria della difesa bolognese. Eh sì, fuori casa si decide la stagione, una difesa veramente importante di squadra della Virtus. Giustamente coach Spacchi dalla sua esperienza chiede calma, non devono avere frenesia, è una vita a giocare questi 2 minuti e mezzo. Bologna rimette tutta l'esperienza che ha, perché oltre a Belli, se non sbaglio, c'è anche Shengelia. Cordinier, Hackett, Zizic a completare il quintetto e si va ovviamente dal Giorgiano. Fresco, finta di consegnato, partenza e fischio, violazione di passi di Shengelia, la decisione arbitrale. No way, dice il Giorgiano. Non lo so, quella era sicuramente una situazione in cui sono in comfort, l'end-off di Bellinelli, standard. la finta, il suo attaccare il centro, provato e riprovato 1000 volte da loro, quindi adesso vanno veramente sulle certezze di esecuzione, ma non ho visto sinceramente se ha mosso il perno l'arbitro è lì. Sì, è difficile capirlo naturalmente, l'arbitro è lì a guardare quello. Certo, Shengelia è riuscito a non protestare più di tanto, intanto è uscito Tessitori poco contento, e anche Spissu, tornato De Nicolao, e naturalmente la coppia Parks-Sims. Tucker e Heidegger, il quintetto che ha riaperto la partita. Di fatto De Nicolao, sale Sims, alto basso, palla leggermente bassa per Parks. Paiola come sempre arriva dappertutto. Sì, lui non accetta di essere in mismatch, diciamo così, anche adesso erano 2 punti già fatti e è riuscito a toccarla. Ora torna a accoppiarsi con De Nicolao, Tucker sinistro-destro, ma tripla lunga, rimbalzo di Zizic, disperatamente prova a entrare in partita Tucker, niente da fare anche questa volta, in un tiro che, voglio dire, non è proprio semplicissimo, però per lui quel tiro lì lo ha segnato tante volte, se lo sente, è il momento decisivo. Cordinier fa andare una gran palla, Zizic riesce a raccoglierla e andrà in lunetta con 2 liberi. E qui Bologna, non avendo Shengelia, va chiaramente su un pick and roll ad aprire il campo, avendo Abbas da 4, quindi uno che ha cambiato tante partite con i suoi tiri da 4, da 3 punti, perché ha l'abilità di spaziarsi nel fare ricezione e tiro. E come abbiamo detto più volte, però, se la Virtus dovesse perdere ha tanti rimpianti su questi tiri liberi, perché alla fine con le sue esecuzioni ha portato Venezia in lunetta e poteva avere qualche punticino di vantaggio in più, piuttosto che su questo punto a punto che ormai andrà fino all'ultimo possesso. 4 su 6 per Zizic questa sera, 5 su 6 nella serie prima di stasera, 1 su 2 che vale il +2
94 secondi e naturalmente per la metacampo difensiva Sì, c'è il professor Dunston. E qui adesso siamo su ogni piccolo dettaglio che puoi aggiustare o sistemare o mettere al meglio, e infatti per la fase offensiva si riprepara il Bailey sul cubo del cambio. De Nicolao non chiude il palleggio, palla fuori, Heidegger contro Hackett, parte, gli passa davanti fino in fondo, Max Heidegger segna e avrà il libero per rimettere davanti la Reyer. E ha trovato la giocata che non ti aspetti, perché è andato dentro con coraggio, e un secondo in ritardo Dunston che di solito è un professore proprio negli aiuti, però vedi avere Sims che non è un giocatore di post basso statico, ma che lui non sapeva se si fosse allargato fuori, certo. E quindi anche un tiratore che non sa mai, va in mezzo angolo, arriva la frazione di secondo in ritardo, bravo però Heidegger nonostante Dunston in zona, diciamo così, a voler arrivare in ferro. Per davvero Heidegger senza nessuna paura, di solito il piccolo che arriva al centro dell'area poi magari lo fa proprio per premiare un Sims che poppa per tirare da 3 punti, invece no, fino in fondo. E alla fine 74-73, 65 secondi da giocare, Bellinelli salta, non ha compagni, trova Hackett, bel lavoro ancora di Sims, e poi Hackett parte, mano sinistra, alza la parabola, attraversa e palla nelle mani di Tucker, niente fischi. Venezia ha un pallone pesantissimo per la sua stagione nelle mani di De Nicolao, che mette a posto con la chiamata i suoi compagni. Vediamo Bellinelli in mezzo, pick and roll con Sims, cambio, Bellinelli rimane, alla fine il tuffo, Jordan Parks, 76-73, Reyer dell'MVP, il canestro forse decisivo. Canestro difficile, però l'avevamo detto, questo è l'uomo che può spostare la partita, e con questo canestro veramente complesso, perché era stata brava Bologna sul cambio, lui era difeso da Bailey ma hanno cambiato a 3, stavolta il tempo di Zizic per andare a contestare era giusto, e tiro ruotando su se stesso, cercando l'angolo alto del tabellone, aveva solo quella visuale, quella possibilità, bravo lui, perché Bologna stavolta aveva fatto tutto quello che doveva fare, e questi sono 3 punti pesanti. 19 in 31 minuti per un super Jordan Parks, tra l'altro quando un 2-13 come Zizic, mano protesa, ti mette praticamente un ostacolo, se non ti prende ti costringe probabilmente ad alzare di qualche grado la parabola, ed è clamoroso come si alza la percentuale. Non so se si applica a questa cosa, perché Parks è stato bravo a buttarla sul tabellone. Sì, proprio poi hai visto su quale spigolo alto, che ci vuole proprio la dolcezza che deve farla ricadere dentro, però lui l'ha proprio tirata lì, proprio sapeva che era l'unico fazzoletto di tabellone che vedeva. Adesso credo che nell'ultimo possesso non volevano cambiare, ma credo che adesso per evitare la tripla faranno cambio sulle eventuali uscite di Bailey, che lui esegue la rimessa ma probabilmente poi andrà a cercare uno spazio. 34 secondi per l'azione, vediamo Hackett tiene la palla, grandi manovre per liberare Bellinelli, Pax vicino, niente fischio, rimbalzo di Cordinier, Miki per il pareggio, ancora sul ferro, poi fallo contro De Nicolao, 2 liberi in arrivo, no, perché non ha esaurito il bonus la Reyer, semplicemente un altro possesso per la Virtus. Sì, è un buon fallo poi alla fine, anche se forse, non so, forse Venezia avrebbe anche preferito i 2 tiri adesso piuttosto forse che un'altra possibilità. Beh, adesso possono scegliere di far fallo. Sì. Vediamo. Si muove Miki, si muove Bellinelli, che sguscia, finta, recupera Parks, ancora consegnato, impossibile, Bellinelli, fischio, ma non è un fallo. Linea pestata, l'arbitro in linea fischia e la palla è recuperata dalla Reyer. Sì, non ha speso il fallo, Venezia ha voluto credere nella propria difesa, ha continuato a mettere pressione e alla fine ha avuto ragione la difesa di Venezia. Vediamo qui Super Parks, che è bravo anche a non invadere il cilindro di Bellinelli, a parte il fatto che l'azione era già terminata perché c'è stato il tocco del piede di Bellinelli sulla linea. Da queste immagini non ho visto benissimo, ma l'arbitro è proprio lì che guarda praticamente solo quello.
mentre vari cambi per provare a rubare la palla, e se non ci riuscirà la Virtus dovrà comunque far fallo, altrimenti la Reyer se la tiene fino in fondo e fa il 2-1 De Nicolao. Arriva immediato il fallo di Hackett che lo manda in lunetta, potrebbe bastare anche un singolo tiro libero. Ormai credo che anche con un tiro libero Venezia la porta a casa, e Venezia che ha cambiato quell'inerzia che dicevamo, però Bologna c'è stata, ha eseguito, ha fatto, è stata una partita solida, poi giocata proprio andando a leggere sui dettagli da una parte e dall'altra, e soltanto tiri liberi per Bologna che hanno portato a pochi punti segnati nel secondo tempo, troppo pochi per passare qui. Paiola si ferma ormai 5 punti, Abbas la tripla sul ferro, Tucker con un guizzo e la palla giustamente finisce nelle mani dell'MVP Jordan Parks, che accende il tagliercio e guida la Reyer a un 78-73 che vale l'1-2 tra 48 ore, gara 4 per la Segafredo, che era avanti di 11 all'intervallo, agguantata alla fine del terzo quarto e poi superata nel quarto periodo per la gioia del patron Brugnaro. Adesso diventa una serie infernale, dico per tutte e due. Sì, perché Bologna era proprio quello che non voleva, e oggi aveva espresso il massimo sforzo dall'inizio fuori casa, facendo lei la partita, non facendo accendere l'entusiasmo di questo pubblico e la fiducia delle punte di Venezia, perché la voleva chiudere, recuperare infortunati, acciaccati, avere tempo di prepararsi per una finale. Invece adesso questa partita significa stare altre 48 ore lontano da casa, dover giocare un'altra partita con una squadra sempre più in fiducia, sempre più dentro la serie, ripartendo da questo entusiasmo del tagliercio che sentiamo adesso. 6 su 27 dall'arco per la Reyer, 22%, ma si è andati diciamo oltre l'ostacolo, 67% da 2, 24 su 36 e 12 su 13 ai liberi. Sentiamo il coach Spahia. Coach, ancora una rimonta, ma questa volta è la rimonta della vittoria, 2-1, come giudica i suoi? Lo stesso scenario tutte le tre partite, al finale abbiamo trovato modo per vincere, abbiamo fatto decisioni molto più buone che prima. Coach, grazie mille, ci vediamo di nuovo qua. La copia di gara 1 e 2, solo che coach croato, esperto un po' le ha viste e sicuramente in questi giorni ha martellato i suoi giocatori, dobbiamo avere un finale diverso, e ce l'hanno avuto. Sì, ha ragione a sottolineare che sono stati più attenti nelle scelte, perché questo è stato un punto a punto più prolungato. Sentiamo Parks, l'MVP. È stato clamoroso, la gente ci ha elettrizzato. Abbiamo cercato di fare quello che ci hanno chiesto di fare, di eseguire con aggressività, e io mi aspettavo questo da me. Mai mollare. Mai mollare, ecco. E allora la seconda parte io ho fatto lo stesso, sono entrato aggressivo, ho cercato di giocare come mi hanno insegnato qui in Italia, mai mollare. Jordan Parks, MVP della partita, anche per l'intervista direi. Sì, no, ma eravamo stati buoni profeti in questo, perché lui ha questo tipo di possibilità, poi il fatto che ne abbia, ma poi a farle ci vuole in gara 3 nel secondo tempo, per recuperare in un momento in cui non c'era l'inerzia, non c'era il ritmo, l'ha proprio cambiata, e poi si è trascinato dietro tutti i suoi compagni. Sims per primo, cioè questa accoppiata di due lunghi atipici è stata veramente la chiave di tutto questo. Però ha ragione Neven Spahia, che in fondo sono stati in un lungo punto a punto bravi a non andare solo di energia e di voglia di portarla via, perché altrimenti probabilmente l'avrebbero persa ancora, con una Bologna che poi sa continuare a leggere e stare in equilibrio,
ma l'hanno vinta anche facendo le scelte giuste, attaccando come dovevano attaccare e con pochissime palle perse, e le palle perse che sono state, diciamo, la chiave forse più importante insieme ai tiri liberi che danno la vittoria a Venezia. Nel secondo tempo davvero tante palle perse per la Virtus, che è partita in modo brillante dall'arco, a un certo punto 6 su 12 e poi vedete il finale 7 su 21, vuol dire 1 su 9 il parziale di fatto nell'ultimo periodo. E allora ci sarà tra 48 ore gara 4, a noi naturalmente non dispiace. Domani alle 20:45 invece gara 3 al Pala Leonessa, Germani contro EA7 Emporio Armani Milano, che ha la chance naturalmente di provare a chiudere 3-0, anche in quel caso però ci sarà un palazzo, una città alle spalle della squadra di Alessandro Magro, che vuole, come la Reyer, allungare la serie. E allora siamo in fondo. Io ringrazio coach Pianigiani. Grazie a te Andrea, alla prossima. Ringrazio anche voi e ci vediamo la prossima partita, sicuramente tra 48 ore, qui a Mestre per gara 4, perché la Reyer ha vinto con il finale alla fine 78-73 sulla Segafredo Virtus. Anche da me Andrea Solaini è davvero tutto. Buon proseguimento su DAZN con i playoff LBA Unipol-Sai.